Il fascino unico e raro del cielo rosa-viola, immagini che di solito sono appannaggio dell'estremo nord del pianeta e stavolta a disposizione di tutti. Una notte magica, pronta a ripresentarsi nelle prossime ore, e scatti che hanno riempito i social, dal Cansiglio a Cimagrappa, conditi da commenti di meraviglia e stupore, come le foto giunte alla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ci sono arrivate foto veramente eccezionali, cioè sembra di essere in Islanda e invece in primo piano abbiamo il sacrario militare di Cimagrappa, veramente emozionante e spettacolare. È l'effetto, anche qui in Veneto, della tempesta solare che non accadeva da oltre 20 anni. Nei giorni scorsi una macchia solare nel Sole ben più grande del pianeta Terra, si stima intorno alle 20 volte più grande del diametro del pianeta Terra, ma probabilmente più grande anche del pianeta Giove, estendibile e presumibilmente intorno ai 200.000 km di grandezza, ha creato delle eruzioni di massa coronale che hanno fatto sì che tra ieri 10 maggio, ma anche questa sera sarà possibile 11 maggio, ci saranno queste tempeste geomagnetiche proprio proiettate verso la Terra. Ecco perché anche alle nostre latitudini è stato possibile, soprattutto ieri, a vedere l'aurora boreale. Il cielo non proprio sereno in Veneto ha rovinato un po' l'effetto finale in alcune zone, ma lo spettacolo è stato assicurato comunque. Le prime webcam, le prime foto ci sono arrivate appena dopo l'ora di cena, quindi verso le 22:30, mentre la massima attività, quindi dove l'aurora si è vista in maniera migliore, di colore rosa-rosso, è stato intorno alle 3:30 del mattino. Questa sera occhi in alto, perché in caso di cieli sereni potremo avere un ripetersi di questa situazione. Un fenomeno che non ha un orario preciso. Per gli appassionati l'unico consiglio è armarsi di pazienza. Per un cielo così ne vale sicuramente la pena. Avete visto che bello, bei colori, però noi abbiamo avuto anche degli esperti che hanno detto che non è così bello, anche se vediamo questo rosa meraviglioso, vuol dire che il clima sta cambiando, vuol dire inquinamento, però noi vediamo i colori, ci affascinano, ma soprattutto questo cambiamento della natura, che vale anche per l'essere umano, per l'uomo, perché si cambia, si invecchia e si cambia modo di vivere, anche le persone cambiano nell'aspetto. Ne parleremo questa mattina col dottor Maurizio Gallucci, coordinatore Centro Demenze e Disturbi Cognitivi della clinica di Monastiere, e abbiamo anche più tardi avremo anche il dottor Andrea Rossi, direttore unità operativa complessa Canfoncello di Treviso, si collegherà più tardi. Inizierei proprio col dottor Gallucci, che ringrazio sempre di venire a Sveglia Veneti per far capire l'importanza invece di guardare queste figure meravigliose che sono i nostri diversamente giovani, capire, magari prevenire, accompagnandoli in percorsi anche importanti, questi disturbi cognitivi. Cosa ci dice, dottor Gallucci? Buongiorno a tutti, innanzitutto, e grazie Mirella dell'invito. L'anziano, sappiamo, è una risorsa e come tale va quindi, diciamo, accolta e gestita. Una risorsa non solo esperienziale, ma come, diciamo, per qualsiasi diciamo, argomento che riguarda poi la sua vita. Spesso le fasi più avanzate dell'esistenza sono caratterizzate anche da cronicità, e tra le malattie croniche in particolare anche il decadimento cognitivo. Negli ultimi anni abbiamo assistito anche a un aumento dell'incidenza e prevalenza di casi di decadimento cognitivo nell'ambito di persone giovani, quindi con meno di 65 anni. E questo è un dato, diciamo, che deve farci, come dire, allertare, perché sono in genere delle affezioni dementigene a rapida evoluzione, che hanno una componente genetica presente, ma soprattutto hanno un'evoluzione veloce, per cui bisogna fare anche essere rapidi nella diagnostica di queste forme. Dottor Gallucci, quello che però traspare è la solitudine, molta solitudine di questi diversamente giovani. Non sempre i familiari possono accompagnare queste persone in percorsi anche
un po' problematici, perché sono persone che vanno seguite, sono persone che devi attenzionare in maniera diversa, ma lavorano. E poi abbiamo queste liste d'attesa, abbiamo questi numeri nelle RSA, che ha detto anche il direttore dell'ISLA, il dottor Pavan, che veramente sono incredibili. Non abbiamo spazi, non abbiamo letti, non abbiamo personale, eppure abbiamo una popolazione che sta invecchiando. Abbiamo una popolazione che veramente, abbiamo anche le centenarie, sono tantissime, anche i centenari, ma più centenarie, però abbiamo anche molte persone in grave difficoltà e sole. Secondo lei non si doveva prevenire, programmare in maniera diversa? Perché non è possibile che noi abbiamo queste meraviglie da sole, questa solitudine, non sanno a chi rivolgersi. Io dico sempre, siamo più di 7.000 associazioni di volontariato, ma siccome tutti facciamo tutto, poi troviamo l'anziano morto in casa perché non conosciamo nome e cognome, perciò è come non ci fossimo. Ecco, programmare in maniera diversa, vedendo la denatalità e una popolazione che invecchia con patologie. Prego. Sì, perfettamente d'accordo. L'isolamento sociale è un problema importante perché poi è la causa anche della depressione e di molte malattie croniche. Bisogna giustamente prevenirlo come? Coltivando sin da giovani degli interessi anche all'esterno della propria attività lavorativa. Interessi che sono una specie di cibo per la mente, che rilassano, tranquillizzano, che creano interesse, passione, e questi vanno coltivati e magari tirati fuori ampiamente dal cassetto, per così dire, quando finisce l'attività lavorativa. Senza questo l'anziano invece si ritrova spesso isolato e con scarsi rapporti, e questo è un grosso problema. Però è un grosso problema, bisognerebbe fare più squadra, come ho detto prima. Nel momento che questa persona è conosciuta benissimo dai servizi sociali, quasi sempre, perché ha un nome e cognome, oppure quando viene dimessa dall'ospedale per qualche patologia, dottore, dovrebbe esserci una catena, l'ospedale, medico di famiglia, servizi sociali, associazioni, perché abbiamo queste realtà, ma non ci siamo perché non leghiamo. Cioè l'associazione non conosce la persona non è segnalata dai servizi sociali, medico di famiglia, sfortunatamente ci sono ancora persone che non capiscono bene quando arriverà, se arriverà e quando le visiterà, perché abbiamo una signora ha chiamato, ha detto, mi ha dato la visita fra un mese, il medico di famiglia, perciò è rimasta allibita. Però questa persona ha bisogno di risposte immediate, ha bisogno di un ascolto immediato per vedere com'è la situazione. Prego, dottor. Sì, diciamo che tutta la struttura, diciamo, della società deve cambiare in funzione del fatto che la percentuale di anziani, quindi ultra settantenni, ultra ottantenni, è aumentata in questi ultimi anni e aumenterà sempre di più negli anni futuri. Quindi l'attenzione verso l'anziano, l'età più avanzata e addirittura anche l'età estrema, deve essere potenziata. Ricordo che questa è la provincia italiana che ha un'aspettativa di vita alla nascita più alta in Italia per quanto riguarda le donne e comunque oltre la media nazionale per quanto riguarda gli uomini. Addirittura? Esatto, sì. Tanto è vero che cito uno studio Treviso Longeva che io ho cominciato nel 2003 e che tuttora, diciamo, prosegue, dove dal 2003 noi seguiamo, osserviamo l'evoluzione di circa 700 anziani che erano ultra settantenni nel 2003 e con 3 accessi a domicilio che abbiamo fatto in questi anni e con una rilevazione dei dati di sopravvivenza che facciamo ogni anno grazie anche alla collaborazione squisita del Comune di Treviso. Sono anziani che risiedono nel comune capoluogo per semplicità, diciamo, procedurale, insomma, di seguire nel tempo.
E, abbiamo pubblicato su questo studio una quindicina di lavori su riviste internazionali ed è emerso proprio tra le varie cose la necessità di un'attenzione particolare per le età più estreme, perché l'aspettativa di vita nel dopoguerra era ben, diciamo, più contenuta. Adesso ci sono persone che hanno 95 anni, 96 anni che ancora sono in discrete condizioni generali, molte vivono anche ancora a domicilio e necessitano di essere seguite, assistite, di avere un accesso negli ambienti più idonei, diciamo, per loro, per la loro situazione. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Ciao. Oggi avete proprio trovato un bel discorso da fare. I vecchi non è un problema, come chi vuoi far vedere vivevo di più è già un problema. E dovrebbe essere una vera roba, anche i nostri medici da studiare, perché vivevo di più. Adesso siamo diventati, perché vivevo 80-90, siamo diventati una rogna. Ma cosa siamo dire? Ai vecchi voi insegnarmi tutto, ma una volta dei vecchi ti davi per imparare. Ma di sé un vecchio che ha 80-90 anni, cosa che ha nella sua cranio, dentro la sua testa, ha tante vecchie robe, ha visto tante vecchie robe, ha risolto migliaia di problemi nella sua vita. Cosa volete che gli insegniamo? Voi mi insegnare a mangiare, voi mi insegnare dove che andare. Ma cosa? Adesso io invece a portarlo in grattacielo, perché siamo le radici di i giovani. I giovani, per esempio una volta, non era come adesso, era su un cestiere, ma se conoscevamo tutti. La mattina non ti vedi una persona anziana, tu ti sei domandata dove sei? Come mai in borghese? E se curavamo uno dell'altro, era un altro dire, un'altra società. Adesso non mi interessa più niente nessuno, perché il mondo va così, ma sarà anche giusto, però dovremmo da ricordarci, le nostre radici. Perché se siamo di contare epopee delle storie degli alpini, dei vecchi, cosa vuol dire? Da quando che è comoda, siamo vecchi, siamo stati bravi. E quando è comoda, stiamo sulle scatole. E ora avremo da morire perché siamo un problema. I vecchi che da vivere, chi viva e chi si diverta, non è vero che i vecchi non capiscono. Bisogna quasi un balsamà, anche a me per non dire. Però è una persona anziana, e deve essere coccolare, volere bene. No, da buttargli i bracci al corpo, però fargli vedere che esiste, perché non c'è un'associazione che è fatta per i vecchi, che non ha nessuno, un telefono, che questa persona anziana possa comunicare con altro anziano, per parlare delle robe una volta, così non si ricorda più dei problemi del tuo. Sarebbe facile purtroppo e la società che cambiava, però le persone anziane bisogna cavarsi il cappello, per il fatto che e ne sa qualche cosa, come quelle persone vecchie prima degli altri, perché se il Veneto ha raggiunto che siamo arrivati primi dappertutto, cosa vuol dire? Quindi i nostri vecchi una volta sui campi col vanghetto gli faceva il coso, gli metteva tutto, ma tutta roba che adesso si insogna, adesso le robe va male, un sacco di anticrittogramici, una volta gli faceva tutto a mano, tutto quel cervello, prima di fare una roba, gli pensava. Adesso vede tutte le tecniche, intelligenza artificiale, cosa che se ne facciamo? Le persone davanti col cuore, con quello che era da fare, con la bontà, con capire il problema e cercare di risolverlo. Cara Mirella, buongiorno al tuo ospite e saluti da te. E non potevano mancare le riflessioni di Rinaldo, quello che però traspare anche dalla telefonata che questa figura ha bisogno di cure, ha bisogno di essere anche un po' coccolata, ma anche partecipare agli eventi. Io vedo, dottor Gallucci, che quando anche all'interno dell'RSA c'è la musica, oppure il teatro, la poesia, sono molto seguiti, perché abbiamo ancora persone che, se anche risiedono in queste strutture, hanno voglia di partecipare agli eventi e soprattutto l'arte, ma la musica in particolare, ecco, proprio li solleva, vedi che riescono a staccare la spina, che partecipano, che cantano. Forse facciamo ancora poco, non capendo invece quanto importante è questo per loro. Prego, stare in compagnia, leggere anche un libro, delle poesie, ma soprattutto la musica.
La musica, vedi che se sono anche in sedia a rotelle si muovono, partecipano. Ecco, quanto importante è far capire che forse dobbiamo investire anche più su questo? No, certamente, sono perfettamente d'accordo. Sono molto, diciamo, sono eccellenti in tutte le attività che vengono fatte nelle case di riposo, nei centri di servizi, che promuovono l'intrattenimento, il coinvolgimento anche culturale attraverso le arti, la musica degli anziani residenti in queste strutture. Ricordo che già una decina di anni fa ho iniziato una stimolazione cognitiva nei confronti di persone con decadimento cognitivo utilizzando anche l'arte, quindi in particolare la copia dei quadri esposti al Museo Bailo di Treviso, che venivano somministrati a livello del nostro laboratorio per stimolare proprio il ricordo del passato, il ragionamento, il confronto. Erano incontri e sono incontri a piccoli gruppi. E dopo, finito un ciclo di incontri, circa 14, si va insomma tutti al museo e si vedono quindi de visu direttamente le opere che si erano prima viste in laboratorio, diciamo come copia. E queste uscite sono sempre state molto gradite proprio per questo coinvolgimento, insomma, emozionale, culturale. Ma anche perché nel momento che escono loro si preparano. Io ho visto anche quando facevamo i pranzi proprio con l'Isra Villa Margherita Inclusiva, anche il prepararsi, uscire, partecipare a un pranzo, per loro è fondamentale. Non si può sempre pensare che tutto avvenga all'interno della struttura. Queste persone, a mio avviso, hanno anche bisogno di uscire, di confrontarsi, certo. di vedere altre persone, altre realtà. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno al dottore. Niente, volevo chiedere al dottore, mio marito ha cominciato nel 21, mi sono accorta un po' che cominciava a non ricordare, dava sempre colpa agli altri quello che succedeva, magari succedeva un fatto e no, non sono stato io. Insomma, arriviamo al punto che ho fatto la visita anche in commissione invalidità alla Madonnina e adesso mi accorgo che il decadimento viene sempre più pesante. Però dal tempo del Covid si è isolato. Non ha più interesse ma neanche di guardare la televisione, la guarda, però se le chiedo cosa ha guardato non mi sa dire niente. E mi sono accorta che al mattino si può ragionare, alla sera è impossibile, ma scatta, è nervoso e non vuole venire fuori, non vuole assolutamente. Una volta veniva al supermercato assieme, adesso più. Cosa posso fare? Dove devo andare? Perché ho provato anche magari a mettergli, di portarlo su una struttura magari durante la giornata, anche essere a contatto, però non vuole. Vuole rimanere qua a casa. Grazie, arrivederci, buona giornata. Ciao Nadia, un grande abbraccio, ti ringrazio per questa telefonata, di sicuro io sono certa che Nadia farà il possibile per questo uomo, per questo marito. Qui non ho il minimo dubbio, lei c'è nel pezzo ed è molto importante, sentite che è lei che lo stimola, è lei che cerca di trovare anche delle soluzioni. Saluto anche il dottor Andrea Rossi che si è collegato con noi, direttore unità operativa complessa del Canfoncello di Treviso. Buongiorno dottor Rossi, come sta? Bene.
Anche perché in mezzo Mirella. a queste meraviglie che ha lei, che sono questi scrigni magici che io dico che sono i nostri diversamente giovani, ecco, questa passione che bisogna avere anche per intraprendere questo percorso di medico è molto importante. Com'è la situazione, dottor Rossi? Perché sa, parlavo prima col dottor Gallucci, Maurizio Gallucci, che è ospite anche lui questa mattina, che sono molto preoccupata per queste figure, perché secondo me non hanno programmato per loro, non hanno pianificato e noi ci ritroviamo tantissime volte con una solitudine e una depressione che veramente mi preoccupa. Non ci sono strutture, non hanno la possibilità di entrare anche se vogliono in queste RSA perché ci sono delle liste d'attesa, poi ci sono queste SVAMA, scusate se lo dico ma io con queste SVAMA non ne posso più delle SVAMA, dovrebbero fare qualcos'altro a mio avviso. Io sto seguendo una persona, dottor Rossi, e l'ho detto anche al dottor Gallucci, 98 anni, cieca, quasi cieca, non vede niente. Adesso ha anche dei problemi, ecco, ha un decadimento cognitivo anche importantino e non riesco perché i familiari non sono all'altezza della situazione, nel senso che non si rendono conto, vive da solo, in un appartamento da solo e nessuno si è preoccupato di vedere, di prevenire, visto che ha 98 anni e che bene o male c'è anche un medico di famiglia che lo segue, di capire che forse bisogna prevenire prima che succeda qualcosa. Allora mi sono mossa per capire, con sta SVAMA, guardi dottor Rossi, lo dico anche al dottor Gallucci, non ne può, il punteggio. Allora, se arrivi a 89-90, questo è quello che guardi che mi sono informata bene, sa dottor Rossi, e lo dico anche a Gallucci, allora forse hai la possibilità di entrare in questa graduatoria. Se hai 82 devi aspettare il tuo... Ma a 98 anni, scusi, da soli, quasi cieco, lo chiedo a tutti voi, ma non perché voglio che vi esponiate, ma voglio capire anch'io cosa si può fare per accelerare, perché bisognerà pur che qualcuno acceleri. Cioè questo medico di famiglia, se non mi dà l'89 o 90, io me lo riporto a casa questa persona. Cioè, dico io perché alla fine dovrò gestirlo io, perché a quello che ho capito c'è qualcuno che dovrebbe fare e non lo fa, ma non posso lasciarlo così, anche perché è una persona cara veramente e dovrebbe essere seguita in maniera diversa a mio avviso, anche se ci sono dei familiari. Cos'è sta SVAMA, dottor Rossi? L'importanza della SVAMA, ecco, la cosa più importante non è che ha 98 anni, che è quasi cieco, che ha dei disturbi, no, bisogna fare sta maledetta carta. Prego, dottor Rossi. Allora, intanto saluto Maurizio Gallucci la SVAMA è un documento che permette, diciamo, di classificare sotto vari punti di vista, quindi sotto l'aspetto del supporto sociale, sotto l'aspetto dei bisogni infermieristici e sotto l'aspetto delle patologie che un determinato soggetto ha, in modo da poter accedere a una sorta di classifica di fatto che permette l'accesso poi alle diverse strutture. Questo perché ovviamente le risorse sono limitate e dobbiamo quindi decidere un ordine di priorità di accesso a seconda delle situazioni. Quindi adesso il signore di 98 anni è stato eseguita questo tipo di valutazione e quindi rientra comunque in una, tra virgolette, classifica di accesso alle strutture e sicuramente il momento di accedere alla struttura poi avverrà. Questo è legato al fatto che le risorse, in particolare i posti in casa di riposo sia in convenzione che a pagamento, sono una risorsa limitata e quindi dobbiamo avere una gradualità di accesso e non possiamo farlo sulla base di un solo criterio. Per esempio sarebbe sbagliato fare l'accesso alla struttura con una priorità basata esclusivamente sull'età.
incorrere in errori, perché ci sono magari soggetti più giovani che hanno però dei bisogni assistenziali anche maggiori. Sono d'accordo, però è anche vero che questo non ha solo l'età, è quasi cieco, perché ormai non si vede più, e vive da solo e ha dei problemi, un decadimento cognitivo, perché in poco tempo si è accentuato. Questa persona esce di casa di notte da sola, si veste e esce. Allora, siccome a me piace prevenire, cerco anche di capire, anche a casa, di capire, di fare prevenzione, di muoversi prima, di cercare di capire anche col medico di famiglia, di iniziare un percorso, come ha fatto Nadia. Cosa posso fare per mio marito? Dove devo andare? Perché dobbiamo porci queste domande, non è che dobbiamo aspettare, o sbaglio, dottor Gallucci, che arrivi il momento fatidico prima di dire ah sì, e poi la crocetta, chi è che spiega le crocette? Se la metto su un posto, quello va a finire là, non lo sposto più. Se la metto in vari posti, io do la possibilità anche di spostarlo. Ma queste cose chi le dice, dottor Gallucci? Mi scusi. Voi, perché voi capite, siete a contatto con queste persone che sono fragili, loro non possono fare queste cose. C'è chi di dovere, sono le persone a casa che ascoltano, che spero, grazie anche al vostro input, capiscano che devono muoversi in maniera diversa. Ecco, prego. Beh, saluto anch'io il dottor Rossi, che vedo con piacere, e la scheda SVAMA, diciamo, pur nella sua, diciamo, struttura apparentemente un po' rigida, però se ben compilata da parte appunto del medico compilatore, dovrebbe proprio adattarsi come un abito sulle necessità della singola persona. Per cui nel caso della persona, del paziente che lei ha descritto, il fatto che non ci veda, che sia confuso, che si alzi di notte, voglia uscire di casa, sono tutte cose che andrebbero, diciamo, opportunamente calate nella compilazione della scheda SVAMA in modo tale da dargli il punteggio che giustamente merita. Ma se io non trovo il medico, non sono fortunata a trovare quel medico di famiglia che mi fa questo e capisce la realtà, perché guardate che parliamo di persone, di uomini, di donne, e non tutti la vedono alla stessa maniera. Abbiamo visto anche con i vaccini come ha funzionato, c'era chi era anche contrario, chi era favorevole. Invece io dovrei avere quello che mi aspetta di diritto, e secondo me invece di intasare i pronti soccorsi con i codici bianchi che veramente potrebbero farli da un'altra parte, ecco, quando questa persona ha questi problemi, ecco, un bel verballino del pronto soccorso secondo me risolverebbe il problema, nel senso che io sono dell'idea che nell'ospedale pubblico si può fare di tutto e di più. Io ho fiducia nell'ospedale pubblico, nei medici che lavorano all'interno, lo dico apertamente, sono preparatissimi, si muovono in un contesto molto diverso dal privato, però purtroppo la realtà è anche diversa anche qua. Com'è la situazione, dottor Rossi, in unità operativa complessa che lei dirige in questo momento? Cosa sta vedendo? Abbiamo superato, diciamo, il picco legato alle influenze, in cui c'è stato un afflusso di pazienti in pronto soccorso per patologie in particolare respiratorie molto importante, e diciamo che adesso da Pasqua in poi sono mesi un pochino più tranquilli, ecco, quindi anche gli accessi in pronto soccorso ci sono, per carità, però non c'è un iperafflusso e una richiesta di posti letto che supera diciamo, le dotazioni con necessità di andare in appoggio. È un periodo un pochino più tranquillo questo. Questo fa anche ben sperare, anche se arriverà l'estate, poi vediamo come andrà. Io mi ricordo le sue perplessità, dottor Rossi, quando è venuto, che qualcuno parcheggia questa figura perché deve andare anche a fare le vacanze, magari parcheggia in qualche anche situazione un po' particolare, che no. Anche nelle RSA, l'ho visto io, dottor, delle RSA, veramente dei parenti che non arrivavano mai perché erano in vacanza, e questa persona sì, ma in ospedale questo è diverso. Non succede. Però no, nelle RSA cioè vengono ricoverate le persone che effettivamente hanno necessità
Magari ci sono delle situazioni come quella che descriveva anche lei, Mirella, di pazienti che arrivano al burnout, dei parenti che non riescono più a gestirli, non solo per volontà, ma anche perché ormai si esauriscono quelle che sono anche le risorse personali, che possono essere quella della moglie col paziente con decadimento intellettivo, oppure della famiglia, che anche per vari motivi anche lavorativi o di altre situazioni che vanno a sovrapporsi non riescono più a gestire l'anziano a domicilio. Queste situazioni vanno guidate, vanno comprese e va compilata la scheda SVAMA, che è un vanto, è un tipo di valutazione oggettivo che è stato ideato in Veneto ormai qualche decina di anni fa dal dottor Benetollo, e che permette di avere un accesso che forse non è il migliore possibile, però è una cosa che regolamenta l'accesso alle strutture, avendo appunto posti che sono una risorsa limitata, come è ovvio che sia. Ma la provincia di Treviso, io vengo da un'altra provincia, è una provincia che ha una dotazione di ospedale di comunità, di strutture intermedie, RSA, casa albergo e co-housing, che è una cosa per esempio nuova, come faceva riferimento anche Maurizio prima, che è una cosa assolutamente da sottoscrivere, che altre province non hanno. Quindi Treviso, dal punto di vista della gestione dell'anziano, una provincia funziona. Sì, però bisogna vedere da quale angolazione si guarda, caro dottor Rossi. Bisogna vedere l'angolazione che si guarda, quello che sta dicendo lei. Sono angolazioni diverse, non sempre c'è l'angolazione che mi fa vedere quello che dice lei. Anzi, è un'angolazione che io sono molto molto preoccupata, glielo dico, perché se lei vede i messaggi che io ricevo in continuazione di queste persone che veramente dovrebbero avere una corsia preferenziale, perché hanno queste problematiche, però non ce la fanno e non ci arrivano, perché appunto c'è questa problematica di questa SVAMA, di questi posti che non ci sono, di questi letti che non ci sono, di queste strutture che sono carenti rispetto al numero di persone che dovrebbero esserci. Parlo di co-housing anche, perché il co-housing non è solo che dobbiamo averlo per le persone che possono permettersi un certo percorso, dovrebbe essere un co-housing aperto anche a quelli che non si possono permettere. Io sono molto arrabbiata ad esempio con Villa Franchetti, è anni che lo dico, io avrei fatto un co-housing a Villa Franchetti ad esempio, un bel co-housing che si potrebbe fare se si investe, ma bisogna vedere cosa, basta investire, tutto si può fare, però io mi ritrovo queste colate di cemento che non so a chi servono e dove arriveranno, dottor Gallucci, tanto cemento, niente personale, sembra di essere sulle corsie dell'autostrada, a volte dico sono in autostrada o sono in un ospedale, perché bisogna anche dirle queste cose qua, perché sono stati programmati tanti anni fa, non sono più attuali, bisognerebbe cambiare il modo di vedere, però purtroppo qualche politico sta andando da un'altra parte senza capire invece l'importanza di dare delle risposte immediate a queste persone. Allora, andiamo a vedere intanto la locandina di questo evento del dottor Rossi, capiamo cosa è successo e perché. Prego, dottor Rossi. È prevista a Treviso una 2 giorni organizzata dal Centro dell'Invecchiamento della Marca Trevigiana, dell'House 2, l'Healthy Aging Center, dal Centro Studi di Lorenzone, dall'Università Cattolica di Roma e dall'ISRA, dedicata alla salute dei trevigiani, con manifestazioni collegate tra loro che si svolgeranno sabato 25 maggio e domenica 26 maggio. Questa è la seconda edizione, alla prima edizione è stato coinvolto anche il professor Gallucci. Si svolgerà presso Villa Lorenzone una conferenza sul tema dell'invecchiamento di successo, proprio perché la lotta alla cronicità, che è un problema rilevante, ne stiamo parlando proprio adesso con lei Mirella,
si combatte sulla prevenzione delle malattie croniche quali il diabete, la demenza, le dislipidemie e la malnutrizione, che vanno combattute attraverso la promozione di un corretto stile di vita che inizia di fatto da giovani e che include l'esercizio fisico, l'alimentazione sana, l'astensione da fumo e alcol e senza trascurare l'igiene del sonno. Il 25 maggio, oltre alla conferenza, ci sarà in Piazza Indipendenza un longevity check-up gratuito per tutta la popolazione di Treviso, anche per i più giovani, appunto perché dobbiamo lavorare dall'inizio sulla prevenzione, offerta dalla Cattolica di Roma, e domenica 26 maggio si svolgerà in Restera la Longevity Run vera e propria, che è una marcia non agonistica che ha 2 percorsi, uno da 6,5 km e uno da 10 km, con ritrovo alle 9 presso Villa Carrisi. E è una corsa non agonistica, quindi possono partecipare tutti, tutte le età, quindi figli, nonni, nipoti, carrozzine, tutti sono appunto i benvenuti, perché questa è una seconda edizione pensata come una camminata della salute dedicata a Treviso, ai malati, ai familiari, ai comuni cittadini, e vuole essere una festa della salute fatta dai trevigiani per i trevigiani. Intanto la ringrazio, dottor Rossi. Adesso sentiremo anche il dottor Gallucci, visto che anche lui farà parte di questa bellissima camminata. Ci saranno queste persone. L'importanza è staccare la spina, uscire, fare qualcosa diverso. Si parlava prima col dottor Gallucci, incontrarsi. È molto importante. Io ripeto, l'ho visto a questi pranzi, l'importanza di vedere anche persone nuove, dialogare con altre persone in ambienti diversi. Quanto può far bene anche alla mente, a questo stato anche psicologico, che non sei più là, anche se hai tutto là, però esco, prego. Sì, le attività che i centri di servizi fanno anche all'esterno, portando questi anziani in gite, escursioni all'esterno, visitazioni di luoghi cittadini, sono assolutamente pregevoli e sono, per così dire, cibo per la mente. E in questo ambito si colloca la stimolazione cognitiva di cui le parlavo io, che è in essere, diciamo, da una decina d'anni con visita museale, ok? E ricordo anche i risultati dello studio Treviso Longeva che conduco dal 2003, quindi sono ormai più di 20 anni, e dove i fattori di contesto, cioè proprio gli stili di vita, sono fondamentali per tanti esiti, anche di tipo squisitamente sanitario. Faccio un esempio molto banale. Una medicina, un farmaco, viene prescritto, ma se a casa non c'è nessuno che si preoccupa che l'anziano lo assuma, quel farmaco non può fare effetto qualora non venga assunto. Sono proprio gli elementi di contesto, cioè quanto una persona è autonoma, seguita, il suo grado di fragilità, il suo grado di decadimento cognitivo, l'autonomia, se è vedova, se quindi ha sintomi depressivi oppure no. Tutte queste cose qui sono dei fattori detti di contesto, però che hanno un effetto determinante sugli outcome di salute, quindi sugli obiettivi di salute. Quindi se la persona non è sola ma ha un contesto, diciamo, familiare, parentale o comunque amicale attorno, è una persona che è maggiormente tutelata e quindi è più garantito per quanto riguarda la propria salute. Chiarissimo. Pubblicità. Allora siamo col dottor Maurizio Gallucci, coordinatore Centro Demenze e Disturbi Cognitivi di Monastieri, e abbiamo il dottor Andrea Rossi, direttore unità operativa complessa del Canfoncello di Treviso. Allora si parlava di co-housing, andiamo a vedere invece a Padova, ospitalità, anziani, studenti, e poi vi dico il perché. Ero impegnato nella ricerca di un alloggio e
diciamo sui vari Instagram, pagine internet, ho visto insomma questa iniziativa avviata dal comune e ho pensato ma sì dai, proviamoci. Mi sono buttato, ho compilato il modulo di iscrizione, sono stato poi contattato e poi tramite i dialoghi di conoscenza e di abbinamento, ecco che poi sono capitato in casa Fiore. Emanuele è uno dei 5 universitari che hanno partecipato alla sperimentazione avviata dal progetto Giovani del Comune di Padova di co-housing tra anziani e universitari. Al suo fianco Gianfranca, la padovana, che lo ha ospitato e che da subito ha messo delle regole chiare. Lei è una che è molto paziente, che ascolta molto. Mamma mia, che bella. Beh, guarda, allora quello che ha detto Lele era importante che ci fosse, per cui anche, come lui ha detto, regole. Io lo chiamo addirittura un protocollo che a casa mia c'è sempre stato da quando ho ospiti, che facilita molto l'inizio e anche la conduzione della convivenza. Un'esperienza che vuole andare oltre alla semplice necessità di trovare una casa. Vengono a stare da soli, si devono anche un po' arrangiare, anche se magari io sono anche, diciamo, una protomamma, ecco, che si adopera anche volentieri a un rapporto così di relazione amicale. Noi parliamo moltissimo, perdiamo molto tempo a chiacchierare. A volte dico basta, madonna, sono già le 4, andiamo via. Ecco, per dire il piacere reciproco proprio di incontrarci. Un esperimento che ha fatto incrociare esigenze e generazioni diverse. È nato in seno al progetto Giovani grazie all'impegno del consigliere Pietro Bean, che ha proprio voluto provare a mettere insieme il bisogno di casa e la necessità, diciamo, di dare spazi da parte di chi la casa ce l'ha. L'obiettivo è ora allargare la platea dei partecipanti. Chiaramente questa sperimentazione è giunta a buon fine, avevamo bisogno di sperimentare 4, 5, 6 coabitazioni per capire come strutturare al meglio il progetto. Sulla base di questa esperienza cercheremo di replicarlo su larga scala e quindi con lo stesso metodo che abbiamo improntato, costruito, cercheremo di avvicinare sempre più giovani e sempre più anziani ospitanti per accorciare le distanze, combattere la solitudine, trovare una casa per chi ne ha bisogno. Ecco, lo trovo fantastico, è tanti anni, voi sapete che io lo dico, ad esempio a Villa Franchetti, fare un co-housing proprio con gli studenti, con i ragazzi, perché qua viviamo di etichette. Allora, i ragazzi non hanno voglia di fare niente, sono tutti spacciatori, non mi fidano, sono inaffidabili. Invece avete visto che ragazzi meravigliosi, avete sentito l'idea da dove è partita da un ragazzo e penso forse questo sarà il modo di investire nel futuro. Abbiamo tanti imprenditori, ho detto l'altro giorno, dottor Gallucci, lo dico anche al dottor Rossi, magari qualche yacht in meno, magari con quello vecchio che va bene lo stesso, e investire invece in queste realtà per dare veramente un senso alla vita di queste persone, perché anche loro, se sono diventati così forti, grandi e belli, c'è sempre qualcuno che ha lavorato anche per loro. Prego, dottor Gallucci, cosa ne pensa di questo servizio? L'iniziativa presentata è veramente molto bella perché diciamo coniuga la necessità dell'anziano di avere compagnia, di essere coinvolto, e con la necessità degli studenti di trovare un alloggio congruo per poter trascorrere i loro studi in serenità. Quindi è veramente una, diciamo, simbiosi molto, molto bella, insomma, ecco. Quindi è bene che sia esplicitata su più larga scala. Sentiamo anche il dottor Andrea Rossi. Prego, dottor Rossi. Ha già detto molto Maurizio, è sicuramente un'idea vincente, perché diciamo, ha la sostenibilità al centro. È sempre più difficile per gli studenti trovare alloggi a prezzi economici o comunque compatibili con quelle che sono le risorse familiari, e anche i costi degli affitti per gli anziani sono sicuramente un problema. Quindi unire le due sinergie e le due necessità in una sinergia unica è indubbiamente un'idea da portare avanti come una possibile soluzione per migliorare la sostenibilità per entrambe le esigenze. Allora andiamo a vedere invece un'altra cosa bellissima, il pianista in geriatria. Andiamo a sentire. Per
Persi tra il dedalo di corridoi dell'ospedale Cafoncello di Treviso, arriviamo al reparto di geriatria seguendo la musica. Antonio Pavan, 9 anni, sta suonando per i degenti che riempiono il corridoio e, in silenzio assorti, ascoltano il piccolo diffondere le armonie che risuonano per tutto il reparto. Un'emozione importante che Antonio racconta così. Mi fa sentire molto bene, mi fa sentire molto felice. Dopo 3 anni di pausa forzata a causa del Covid, ha finalmente ripreso la rassegna musicale Viaggio nella musica, la medicina dello spirito, una manifestazione musicale nata nel 2018 e organizzata con la direzione generale e con l'ufficio relazioni col pubblico dell'EUS 2 nell'ambito del programma di umanizzazione della medicina in ospedale. Un modo di curare i nostri pazienti in più, perché la musica appunto è cura dello spirito e anche del corpo. E questa è una grande occasione anche appunto per i nostri pazienti, perché parliamo in generale, la musica fa bene, ma qui parliamo di un vero talento trevigiano. Un momento di cura speciale, un'attenzione in più nei loro confronti. I pazienti ascoltano commossi, chi dalla propria camera, chi in prima fila per non perdersi nessuna nota. È un'emozione perché la musica ti porta oltre i problemi quotidiani, ti porta oltre ai problemi di salute, ti fa pensare veramente che stai bene, ecco, stai bene con te stesso e stai bene con gli altri. Quindi sì, è stato veramente un momento straordinario che vorremmo ovviamente ripetere. Portare l'armonia della musica dal vivo in un ambiente pieno di sofferenza, io credo non ci sia miglior cura di questo. Non più muri bianchi, ma soprattutto questo calore che solo la musica riesce a esprimere. Avete visto quanta attenzione, quante cose si possono fare anche all'interno degli ospedali, però bisogna avere una certa predisposizione. Però dottor Rossi, intanto la ringrazio per quello che sta facendo lei e anche il dottor Gallucci all'interno di queste strutture per farle più vivibili, più umane, ecco, non sentire solo il dolore. Che terapia meravigliosa può essere l'arte, la musica. Prego, dottor Rossi, complimenti. Sì, questa esperienza, che speriamo di replicare molto presto, è stata fortemente voluta dal direttore generale, il dottor Benazzi, dal responsabile dell'URP Giordano Giordani e dal dottor Pavan, che peraltro è lo zio di Antonio Pavan, che è veramente non solo un artista straordinario, ma anche un bambino dotato di una sensibilità straordinaria, che ha dimostrato appunto in questo frangente. La musica può essere parte della terapia, ovvio che dobbiamo garantire tutte le altre necessità, ma nell'umanizzazione delle cure, del percorso di cura, anche l'inserimento di momenti appunto di svago e di ascolto di musica, anche di vari tipi, non solo la musica classica, è indubbiamente parte della ricetta per migliorare la cura dei nostri anziani. Può in quel momento la musica far dimenticare il dolore, dottor Gallucci? Nel momento che io ascolto sento meno dolore, come mi facessero un'iniezione di benessere. Prego. Sì, dipende molto dalla soggettività della singola persona, però da un certo punto di vista direi anche di sì, nel senso che l'attenzione si concentra su un aspetto, su questo ascolto della musica, e quindi viene meno focalizzata su altri fattori disturbanti, come può essere anche un dolore morale, il dolore psicologico o anche magari in parte il dolore fisico, insomma, indubbiamente. Perciò è importantissimo. Certamente. Allora adesso andiamo a vedere invece un altro servizio, perché arriverà il caldo e con il caldo dei problemi cognitivi. Andiamo a Trieste.
Le persone con patologie neurodegenerative, in particolare demenza e Alzheimer, potrebbero essere particolarmente a rischio a causa delle ondate di calore che, anche per il cambiamento climatico e il riscaldamento globale, continuano ad aumentare. Lo rileva uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Trieste in collaborazione con docenti e neurologi dell'Environmental Neurology Specialty Group della World Federation of Neurology e pubblicato sulla rivista internazionale Current Alzheimer Research. Secondo lo studio, tra i vari effetti negativi che le patologie neurodegenerative possono avere sulle capacità cognitive e funzionali, c'è anche una ridotta capacità di termoregolazione dell'organismo, soprattutto negli anziani. Per questo motivo, se sottoposti a forti ondate di calore, i malati di Alzheimer o quelli affetti da demenza potrebbero non riuscire a mantenere costante la temperatura del proprio corpo, esponendosi a rischi maggiori. Inoltre, il riscaldamento globale potrebbe essere indirettamente associato allo sviluppo di condizioni cliniche, tra cui malattie renali o infettive, che possono danneggiare ulteriormente i soggetti fragili. Sotto l'aspetto fisiologico, emerge dallo studio, le persone con disturbi cognitivi e malattie neurodegenerative potrebbero essere colpite dal riscaldamento globale attraverso diversi meccanismi, come lo stress da calore, che potrebbe comportare un aumento dell'eccitotossicità, dello stress ossidativo e della neuroinfiammazione. Se concomitanti, questi effetti potrebbero promuovere l'accumulo del peptide beta amiloide e della proteina tau, molecole ritenute i principali responsabili della malattia di Alzheimer. Inoltre, le persone con Alzheimer possono avere schemi circadiani alterati, cioè variazioni della temperatura corporea diverse da quelle fisiologiche, e manifestare anomalie della termoregolazione. È stato ipotizzato, ricorda lo studio, che il forte aumento dei decessi tra le persone con gravi deficit cognitivi durante le precedenti ondate di calore potrebbe essere stato causato dall'incapacità di una persona di percepire le condizioni ambientali, la soglia della sofferenza e ascoltare i meccanismi di difesa fisiologici, tra cui la sete. Inoltre, è stato evidenziato che alcuni trattamenti farmacologici possono influenzare alcune risposte termoregolatorie e in particolare la sudorazione. A lei, dottor Gallucci, il commento, prego. Due fattori: tanto la riduzione della percezione del senso della sete nella persona anziana, che si accentua poi se la persona ha un decadimento cognitivo, e dopo la non percezione del clima e della temperatura esterna, tanto è vero che spesso noi vediamo delle persone anziane che in piena estate usano abiti pesanti invernali e quindi sudano, perdono ulteriormente acqua e quindi si disidratano, e quindi diciamo c'è un'insufficienza renale prerenale, come accennato anche dal servizio. Quindi l'anziano va tutelato anche da questo punto di vista, e l'anziano con decadimento cognitivo ancora di più in questa fase, diciamo, climatica particolare durante l'estate, dove appunto ci sono queste, diciamo, difficoltà dovute a un aumento di temperatura importante. Allora, guardiamo ancora la locandina dell'evento del dottor Rossi, perché è molto importante questa passeggiata. Ecco, adesso la rivedremo. Dottor Rossi, io le faccio anche questa domanda. Il 22 maggio le arriverà anche l'invito, anche lei naturalmente, se sarà libero, se vorrà partecipare. Il 22 maggio all'Ippodromo di Treviso faremo Sport e Benessere, questo evento organizzato sia da grandi campioni sportivi che da medici. È proprio un incontro che abbiamo fatto la scorsa settimana. È saltato fuori che in Olanda avevano pensato di fare una maratona degli ultra ottantenni, cosa che hanno eliminato subito dopo perché cadevano tutti come birilli, perché si pensa di essere sempre degli eroi, di farcela. Invece anche qua bisogna stare molto attenti, specialmente poi adesso con la stagione anche molto calda. Noi vediamo delle volte anche lungo la restiera, ma dove vai? Io dico, mi guardo in questa, con gli occhi fuori della testa, un sudore pazzesco, e non sono più giovanissimi, e poi ogni tanto ne troviamo qualcuno per terra. Ecco, cosa vuole dire? Riguardiamo invece come anche queste passeggiate vanno un po' programmate e un po' costruite dagli addetti ai lavori, non il fai da te, perché è importante, perché qualcuno invece continua a fare il fai da te. Prego, dottor Rossi. Allora, la maratona è un evento agonistico che richiede una preparazione anche in soggetti di mezza età, insomma tra i 40 e i 50 anni,
servono controlli, serve eseguire annualmente un test da sforzo, come insegna il collega Patrizio Sarto della medicina dello sport, appunto per monitorare la capacità di lavorare sotto sforzo. La Longevity Run vuole essere una camminata della salute in un ambiente conciliante, in mezzo al verde, con la presenza anche di un po' di protezione data dal verde presente sulla restera, in cui non è una gara ed è solo una camminata della salute, appunto, per tutti. Proprio per questo è aperta a bambini, a nonni e nipoti e anche a giovani genitori con carrozzine, proprio perché non c'è nessun intento agonistico. Comunque sia, ci sarà un presidio della Croce Rossa e la presenza di un medico in ogni caso, e di un infermiere che assisteranno anche i partecipanti alla marcia. La cosa importante è non fare attività fisica agonistica o comunque in cui si raggiunga una soglia massimale senza un controllo medico periodico, perché questo può essere estremamente pericoloso. E noi ringraziamo il dottor Maurizio Gallucci, coordinatore Centro Demenze e Disturbi Cognitivi della Clinica di Monastiere. Salutiamo anche il dottor Andrea Rossi, direttore unità operativa complessa Canfoncello di Treviso. Partecipate a questo evento, è molto importante. Ecco, nel nostro abbiamo proprio dottor Rossi, il dottor Patrizio Sarto, ecco, che spiegherà anche l'importanza di questo sport e sarà uno dei relatori proprio per far capire l'importanza anche di parlare, di prevenire, di confrontarsi, che qualsiasi evento si faccia è sempre importante, a mio avviso, più se ne parla meglio è. Grazie, 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 pubblicità. Ospite gradito questa mattina abbiamo il dottor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica ospedale di Treviso. Parleremo di tumori, di questa donna purtroppo che è costretta a sottoporsi anche a queste tremende, ad esempio sto parlando, dopo vediamo se facciamo vedere al dottore, chiedo alla regia se riusciamo a vedere il servizio di Ombretta, cosa è successo qui e cosa ne pensa anche il dottor Favaretto. Queste cure oncologiche molto importanti, molto invasive a volte, ma bisogna farle perché devi fare, ecco, sono percorsi che molte volte anche a livello psicologico, e devo dire la verità che sono seguite veramente bene queste donne, anche al grande mondo del volontariato, dell'associazionismo, queste donne che si sono rimboccate le mani, che cercano di aiutare. Com'è la situazione, dottor Favaretto? La situazione, diciamo, per quello che riguarda il tumore della mammella in particolare, ci sono dei farmaci nuovi che hanno delle caratteristiche molto peculiari, cioè portano il chemioterapico lì dove serve, per cui rispetto alle terapie del passato, diciamo, sono molto più selettive, e questo è un cambiamento epocale anche. Non è detto che si applichino a tutte, sono molto nuovi questi farmaci e sono stati valutati in linee successive alla chemioterapia, per cui in questo momento, diciamo, vengono utilizzate dopo che si sono già sfruttati altri farmaci. Non è detto che in futuro non vengano anticipati, ecco, e che diventino i farmaci più importanti, però in questo momento sono comunque c'è una speranza per il futuro perché si sta ampliando molto. Sono i cosiddetti, si chiamano ADC, dall'acronimo inglese, comunque sono dei farmaci che sono veicolati da anticorpi che si fissano su degli antigeni tumorali e semplicemente fanno da taxi, portano il farmaco chemioterapico lì dove serve.
serve. Per cui diciamo si riduce molto l'impatto della chemioterapia, non serve mandare in giro la chemioterapia dappertutto, si manda l'anticorpo in giro che è il taxi e poi fa scendere il chemioterapico lì dove serve, ecco, mi capisce? Queste sono le ultime novità. Ecco. Cos'è che vi preoccupa di più, dottor Favaretto, voi che tutti i giorni vi confrontate con queste persone ammalate, con queste donne che veramente delle volte fanno fatica a capire cosa è successo nel loro corpo, questo corpo anche che non dà segnali, e quei segnali te li dà magari quando sei avanti. Io vorrei parlare anche di prevenzione, quanto importante è la prevenzione, dottor Favaretto, queste visite senologiche, queste mammografie, questi screening, prego. La prevenzione è importantissima perché diciamo, per quanto possa sembrare che costa sempre di meno perché riesce a trovare la malattia in uno stadio molto limitato, guarisce nella stragrande maggioranza dei casi e di conseguenza alla fin fine c'è meno impatto negativo sulla persona e i costi sono molto ridotti. Quando invece, diciamo così, non è possibile fare lo screening, perché lo screening vale per alcune patologie, in particolare la mammella, poi per la cervice uterina con il pap test, si fa per il colon retto con il sangue occulto nelle feci, la colonoscopia, nella prostata si può utilizzare il PSA per capire se c'è qualche cosa che non va, però oltre a questi tipi tumorali non si riesce ad andare al momento. Per il tumore del polmone dovrebbe arrivare, siamo già in una fase avanzata, però non è ancora esteso a tutta la popolazione. In questo momento ecco, viene ancora testato sul territorio in singole strutture, ecco, come lo IOD. L'inquinamento, il modo di vivere, ecco, questa alimentazione sana, abbiamo visto questa aurora boreale ma è tutto inquinamento, questo rosa che vediamo, che bello non è, ecco, quanto preoccupa anche questo inquinamento atmosferico? Può incidere, meno incide, uno è fortunato o sfortunato, quello si sa, ecco, perché io mi ricordo sempre la domanda a Gino Paoli, dice io sono arrivato alla mia età e ha detto culo e basta, perché bevo, fumo, ho fatto di tutto e di più, cioè fortuna e sfortuna, però si può prevenire. Ecco, in quel caso bisogna parlare di fortuna perché purtroppo i dati che abbiamo noi di letteratura sono molto invece più nitidi per quello che riguarda il rapporto causa-effetto tra fumo, alcol, anche grassi e poi inquinamento anche ambientale da automobili, riscaldamento domestico, industriale. Cioè, questo purtroppo fa parte dello sviluppo di questo secolo. Ecco, cioè alcune cose si dovrà per forza tornare un po' indietro, però ecco, diciamo, sarà un percorso abbastanza lungo. Ecco. Certamente tutto questo incide anche seriamente, ad esempio il tumore del pancreas, uno dei tumori che è più in aumento. È in aumento il tumore del pancreas? Sì. Altri tumori invece sono in calo, ad esempio il tumore dello stomaco è in una fase di riduzione, evidentemente il confezionamento dei cibi e tutta una maggior cautela nella gestione ha fatto sì che ci siano meno infezioni e meno anche la riduzione del fumo, cioè i trend, diciamo, per quello che riguarda i maschi sono in calo, per quello che riguarda le donne sono ancora in una fase di stabilità perché fumano adesso più le donne che non gli uomini. Altri è semplicemente un fenomeno anche legato all'età, cioè andando avanti con gli anni alcune defiance del nostro organismo fanno sì che, diciamo, siamo più
proni a sviluppare tumori, ecco, questo purtroppo quello è ineludibile, ecco, però se abbiamo dei comportamenti adeguati riusciamo a ritardare il più possibile, ecco, la comparsa di questi tumori. Ecco, il movimento ad esempio, quanto importante è, dottor Favaretto? Poi io continuo a spingere su questo tema sperando, perché vedo che siamo molto pigri, devo dire la verità. È importantissimo, io lo dico, poi neanche io lo faccio, però ecco, sicuramente una vita sana e anche il fatto di consumare quello che noi introduciamo con i cibi fa sì che, ecco, riduciamo Avete capito quello che sta dicendo il dottor Adolfo Favaretto. Allora saluto anche la dottoressa Emanuela Ambrecht, collegata con noi da Milano, referente progetti sanitari Fondazione Francesca Rava. Buongiorno dottoressa, come sta? Buongiorno, ben ritrovata, molto bene, grazie. Molto bene, ha seguito un po' quello che stiamo parlando col dottor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica dell'ospedale di Treviso. Ecco, la salute, l'importanza di stare bene anche con il proprio corpo, però lo devi aiutare, devi fare prevenzioni, devi mangiare sano, fare movimento, ci sono delle cose che si possono fare. Cosa dice dottoressa? Sì, allora ho seguito e mi ha molto interessato, sono argomenti molto importanti. Di fatto noi come Fondazione Francesca Rava facciamo un grosso lavoro in questo senso, nel senso che abbiamo intanto un importantissimo progetto in Haiti che è Women for Haiti, dove proprio cerchiamo di portare la prevenzione del tumore alla mammella, perché è un problema che nel nord del mondo, grazie alla prevenzione, in parte viene affrontato e i risultati sono anche molto buoni, come diceva il dottor Favaretto. Nel sud del mondo non è così. Ad Haiti arrivano donne in ospedale con delle masse così grandi che sono ormai inoperabili. Per questo motivo, come Fondazione Rava, ormai da qualche anno in collaborazione con il dottor Cassano, responsabile della fenologia all'OIEO di Milano, abbiamo portato avanti un importantissimo progetto di diagnosi, un progetto diagnostico, quindi attraverso l'apporto di un ecografo e di un mammografo visitiamo le donne in modo tale da riconoscere il tumore in fase precoce, proprio come diceva il dottore. E quindi questo sta dando dei risultati, sono state identificate una serie di tumori alla mammella anche nelle donne haitiane e poi affrontati attraverso la chirurgia e quando è necessario la radioterapia, che non viene praticata in Haiti, quindi quelle donne vengono portate alla Repubblica Dominicana. Per cui noi come Fondazione Francesca Rava cerchiamo di portare questi principi di prevenzione in tutti i paesi dove infatti lavoriamo. In aiuto specialmente alla donna, questa figura femminile che veramente in certi paesi è proprio massacrata, non riesce neppure a curarsi. Pensate all'importanza anche di questa fondazione, che ho anche l'onore di collaborare e ne sono veramente fiera. Abbiamo Maria da Bovolenta, vai Maria. Ciao Mirella, buongiorno. E buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti, la dottoressa di Milano e il dottore che hai in studio lì. Niente dottore, io volevo dirle che sono stata una delle fortunate, però non so se è valido. Io per il momento, quando vado a fare i controlli, mi fanno tutte le visite alla mammella e tutto. Però io sono stata, che la Mirella lo sa, perché io dico anche ai medici quando vengono da lei di saperne di più. Io sono stata operata nel 2017 a Schiavonia, perché l'ospedale è quello, bravissimi medici. Pensi dottore che stavo andando a fare un prelievo di sangue qui a Conselve, alla USL, per le tiroidi, che io non sapevo neanche di averlo, quelle specie di tumore che ho avuto. Nel momento che io ho visto un segnale e allora gli ho detto a mio marito, dato che vado a fare il prelievo, che aspetto, tu vai dal medico. È andato subito dal mio medico di base. Fatalità era di giovedì e ogni giovedì c'era il medico ginecologo in un ambulatorio. Ha preso subito l'appuntamento, ha detto quando vieni fuori ho la impegnativa che ti aspetta il ginecologo. Hanno fatto tutto, preso non sotto gamba, hanno fatto tutto il coso, mi ha fatto la visita, è cominciato da un polipo dottore, poi mi ha mandato da un dottore che lui ha amicizia a Schiavonia e il dottore ha detto qua
bisogna operare subito, perché c'era detto tante cellule e cose, bisogna tirare via tutto, ho detto, e mi dispiace signora Maria, ma ha detto adesso al tal giorno facciamo le visite e tutto, al tal giorno che le dico mi hanno operata. È andato tutto bene, dottore, sono contenta, però ogni 6 mesi dovevo, come anche adesso devo andare in settembre, fare tutto l'addome e tutto quanto, però io, dottore, non l'ho fatto sotto gamba come tante signore che dicono ma non sarà niente, no, io sono andata subito perché questo male qui non c'è da fare sotto gamba, dottore. Ecco, io dico sotto alle donne, non state sotto gamba questa cosa che non c'è da scherzare, fatevi i controlli come faccio io sempre. Dottore, la saluto anche la dottoressa. Ciao Mirella e buona giornata. Brava Maria, brava. Buona telefonata importante. Prego, dottor Favaretto. No, c'entra un problema, ecco, non vanno sottovalutati assolutamente i sintomi, per cui fare riferimento al medico di famiglia che poi ha tutti gli strumenti per indirizzare la persona allo specialista più adatto, ecco, sicuramente. Ecco, i numeri che avete, dottore, cosa riscontrate? Ecco, questa prevenzione, avete visto dei risultati? Funziona? Ecco, la persona è più attenta, ecco, si fa più esami, si controlla di più. Che dati avete, dottor Favaretto? La prevenzione, quella diciamo fatta attraverso l'ULSS, funziona perché la collaborazione da parte della popolazione c'è e molti rispondono bene alle campagne di screening, quello per l'intestino, sì. Le mammografie per il tumore della mammella, cioè vengono fatte, anzi diciamo così, per alcuni versi si fa difficoltà a stare dietro. C'è questa responsabilità da parte della donna, diciamo. La responsabilizzazione c'è e di conseguenza poi rimangono anche diciamo fedeli ai controlli successivi, ecco, non abbandonano, ecco, questo è andato. Cioè, è più attenta la donna o l'uomo? Cioè fa più prevenzione la figura femminile o la figura maschile? Non c'è ombra di dubbio che sia la donna, ecco, non c'è ombra di dubbio. Me l'ha detto il dottor Favaretto, volevo che lo dicesse lui, siccome io porto sempre le donne, ma perché le trovo sempre in prima linea, sa dottor Favaretto, non perché per altro, ma sono loro che si rimboccano le maniche, anche che cercano di aiutare anche la figura maschile. Avete sentito anche Nadia prima, questo marito, lei è sempre la donna. Che insiste. Perché fa così fatica a farsi il controllo? Anche sulla prostata, ad esempio, il pannolone, guai parlare di pannolone, noi ce l'abbiamo da quando nasciamo a quando la finiamo, cioè per l'uomo è una tragedia solo pensare al pannolone. Prego, dottore, anche culturalmente. Questo culturalmente, quello del pannolone, sì, comunque... È vero, eh? Sì, assolutamente. C'è obiettivamente l'uomo più restio a farsi dei controlli. Per quello che riguarda la prostata, per fortuna, diciamo così, il marcatore che è il PSA, che può essere fatto nel sangue, non costa fatica e di conseguenza negli esami usuali che vengono fatti magari una volta all'anno dal medico di famiglia, se dopo una certa età inserisce anche il PSA si può avere un minimo di prevenzione, ecco, però si rischia di non andare tanto più in là. Poi comunque il sangue occulto nelle feci è una cosa che viene ugualmente fatta, ecco, da maschi e femmine. I controlli bisogna farli comunque, fare prevenzione. Adesso andiamo invece a vedere questa importante organizzazione, un'organizzazione meravigliosa della dottoressa Emanuela Ambrec assieme appunto a Fondazione Francesca Rava, che veramente non pensano solo per l'Italia ma pensano per il mondo di aiutare le persone in fragilità con questa raccolta farmaci. Andiamo a vedere. Abbiamo raccolto molto materiale, qualsiasi, dai farmaci anche agli omogenizzati. La gente è stata molto disponibile e soprattutto disponibile nei sorrisi.
Il bilancio dopo una settimana di raccolte è più che positivo e a certificarlo è uno dei tanti volontari mobilitati, Enzo Andretta, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche di Treviso. In uniforme ha presidiato tra le altre anche la farmacia di Castagnole di Paese, tra i punti della catena di solidarietà promossa a livello nazionale dalla Fondazione Francesca Rava e supportata sul territorio anche dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato. La povertà sanitaria tra le famiglie e i bimbi è più radicata di quello che possa sembrare. Ci sono molte famiglie che fanno fatica, infatti noi come farmacisti cerchiamo di offrire il massimo dell'offerta, dal prodotto anche che costa un po' meno o con gli sconti, per andare incontro anche a famiglie che hanno difficoltà, perché oggi molte piccole patologie si curano con l'automedicazione e quindi alcuni devono rinunciare anche a una vitamina o a qualcosa di cui avrebbero bisogno, e quindi è un'ottima iniziativa, perché è sempre la famosa persona della porta accanto, bisogna sempre saper guardare oltre se stessi anche al di là e immaginarsi e sapere, se non lo sai, che ci sono persone che non sono fortunate come noi. Anche nel nostro tessuto sociale. Ci sono degli enti che raccoglieranno il tutto e poi divideranno in base alle richieste e le esigenze che hanno. Siete pronti per il prossimo anno? Noi siamo sempre pronti quando ci viene chiesto il nostro contributo. Grazie. Intanto ringrazio sempre il Presidente Enzo Andretta, Presidente delle associazioni combattentistiche, che assieme a queste persone ci dà la possibilità di raccogliere nelle farmacie, perciò pensate che aiuto importante questi farmaci che poi arrivano al mio banco alimentare in provincia e questi farmaci vengono distribuiti alle famiglie che hanno difficoltà. Ecco, com'è la situazione, dottoressa Ambrecht? Prego, siamo nel 2024, anche quest'anno si partirà. Prego. Esatto, anche quest'anno si partirà, l'iniziativa sarà dal 15 al 22 novembre, come ogni anno la svolgiamo a novembre in ricordo del 20 novembre che è la giornata mondiale dei diritti all'infanzia, ed è un momento in cui si ricorda che le Nazioni Unite nell'89 hanno firmato un accordo per garantire i diritti a tutti i bambini, quindi per noi questa è un'occasione per parlare dei diritti dei bambini, primo fra tutti ovviamente il diritto alla salute, e quindi noi rispondiamo proponendo questa raccolta di farmaci, ovviamente senza prescrizione medica, quindi farmaci di automedicazione e prodotti di biobechere in tutte le farmacie che aderiscono. Lo scorso anno, a novembre dello scorso anno, l'iniziativa è andata molto bene, abbiamo raccolto su tutta Italia circa 310.000 prodotti, 2.800 le farmacie aderenti e soprattutto più di 950 gli enti che hanno potuto soffrirne, perché poi questi farmaci che noi raccogliamo li doniamo sugli enti del territorio che si occupano di infanzia in condizioni di disagio, quindi comunità mamma e bambino, comunità minori, Empori Solidali, ma anche Caritas, Parrocchia e anche comuni. Come dico ogni volta che mi ospitate in questa prossima trasmissione, ancora anche quest'anno il Veneto è una delle regioni che meglio ha risposto e che meglio risponde. Assieme alla Lombardia, da sempre, da quando abbiamo iniziato, cioè nel 2013, il Veneto è la regione in cui abbiamo il maggior numero di farmacie aderenti e di conseguenza anche il maggior numero di prodotti raccolti. Quindi sicuramente il Veneto è molto generoso, molto partecipativo e insomma approfitto per ringraziare i veneti all'ascolto e anzi insomma spero che anche il prossimo novembre ci saranno, e mi collego al discorso che facevamo prima della prevenzione, perché i farmaci per bambini non è soltanto un momento di raccolta farmaci a novembre, ma in realtà durante l'anno sotto questo cappello svolgiamo una serie di incontri per donne, principalmente di promozione alla salute, proprio nella direzione della prevenzione. Quindi ci rivolgiamo ovviamente alle donne più fragili, le donne che vivono nelle comunità, le donne straniere che arrivano in Italia e che non hanno magari ben chiaro quali sono i servizi sanitari a cui possono accedere, e facciamo degli incontri con dei medici, volontari, ginecologi, ostetriche, pediatri, per raccontare a queste donne, parlare a queste donne di appunto prevenzione di tumori femminili, di patologie sessualmente trasmissibili, parliamo anche di svezzamento dei bambini, di nutrizione dei bambini, insomma cerchiamo di fornire a donne che magari hanno più difficoltà a capire l'importanza e il valore della salute, tutti quegli strumenti che consente loro di un po' pensare a se stesse e capire appunto che la prevenzione è importante, si può fare ed è fondamentale, ed è uno strumento fondamentale proprio per combattere la povertà sanitaria. Il Farmacie per i bambini è una campagna sociosanitaria che è nata
proprio in contrasto con la povertà sanitaria minorile, e proprio per questo motivo questi incontri di promozione della salute e che vogliono favorire la prevenzione devono combattere la povertà sanitaria dei bambini ma anche delle loro mamme. Come commenta, dottor Favaretto, ecco, questo farmaco, l'importanza del farmaco nella malattia, perché se non ce l'hai diventa un problema, questa raccolta è fondamentale. Prego, dottor Favaretto. Sicuramente l'iniziativa è molto commendevole, bisogna dire che sono bravi a gestirlo, ecco, anche con questa cadenza, ecco, cioè, che riescono continuamente a ricevere e ad acquisire tutti questi farmaci e darli alle persone che ne hanno bisogno. Era stato chiesto anche a noi, ecco, in oncologia per alcune patologie, però ecco, per i farmaci nostri che sono di difficile utilizzo, non sempre si prestano ad un uso diciamo così, in ambienti non adeguati, ecco, perché sono farmaci molto tossici e di conseguenza diventa difficile. Con i farmaci ormonali, ad esempio per tumori della mammella o altri, questo è possibile, ecco, e se avessimo anche noi la possibilità potremmo farlo. Ha sentito cosa ha detto dottoressa Ambrecht e il dottor Favaretto? Anche loro avere questa possibilità, perché sono veramente importanti queste raccolte che si fanno. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno al dottor Favaretto. Buongiorno. Allora, io ho fatto la prima mammografia a 40 anni e mi hanno trovato 2 fibroadenomi, insomma benigni, ecco. E ogni 2 anni mi hanno detto di fare la mammografia. Quando sento dire che non trovano posto per la mammografia, io vado al centro senologico di Treviso. Allora, prima andavo e pagavo un ticket, poi quando sono diventata diversamente giovane, dopo lo screening, che anche quello è gratuito, vado a questo centro senologico che non paghi niente ancora. Questo volevo dire. Il centro senologico è dove non trovano mai posto che qua e che là, perché io faccio così, non paghi niente anche dopo i 70 anni, 76, non so fino a quando c'è lo screening. Non pago mai niente io e ho più di 76 anni. Vi ringrazio. Grazie Giusy, prego dottor Favaretto. Il centro senologico è dove viene fatta il programma di screening ed è assolutamente gratuito. Lo screening viene fatto su tutto il territorio dell'ULSS e poi letto a Treviso dal centro senologico, per cui diciamo chi abita fuori Treviso non deve venire al centro senologico di Treviso, lo può fare tranquillamente anche nelle radiologie esterne, però poi c'è una lettura delle radiografie, delle mammografie centralizzata e da lì poi parte il percorso nel caso ci siano delle situazioni che sono o sospette oppure che siano francamente patologiche, ecco, per cui è una struttura ben oliata e che funziona bene. Allora, quando andiamo in questi centri noi vediamo sempre anche gli infermieri, andiamo a vedere questo servizio invece a Padova, servizio emergenza infermieri, andiamo a sentire. Sono 37.195 gli infermieri iscritti all'albo in Veneto, ma all'appello ne mancano 5.000. È una cronica carenza quella che alla vigilia della giornata internazionale dell'infermiere registra il sindacato Nursing Up, alla quale si aggiunge la perdita di appeal di una professione che vede un continuo calo delle iscrizioni ai corsi universitari, nonostante l'aumento dei posti, con una diminuzione delle domande per l'anno accademico 2023-2024 del 20% per l'Università di Padova e dell'11% per quella di Verona. Gli infermieri mancano perché se ne vanno dalle strutture pubbliche verso attività di professione di attività libero professionali
piuttosto che nel privato, piuttosto che in contesti dove il guadagno è sicuramente più significativo. Dati Istat alla mano, lo stipendio annuo di un infermiere si aggira sui 24.000 euro, ben al di sotto di quanto accade in altri paesi europei, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia e Norvegia tra gli altri, o in Arabia Saudita, nuova destinazione attrattiva per gli apprezzatissimi infermieri italiani. A questo si aggiungono condizioni di lavoro sempre più difficili. Richiami continui in servizio, le ferie non assegnate anche quando chieste, lo spostamento in reparti sovraffollati di pazienti e allora il tutto, diciamo, le due cose sono un connubio. L'una non esclude l'altra perché le condizioni di lavoro peggiorano sempre di più per la carenza, e la carenza è figlia della questione economica e non solo. Le richieste sono chiare, il governo deve investire, ridare dignità economica alla professione con rapidi rinnovi contrattuali e l'aumento di fondi per porre rimedio a una situazione che vede in Veneto fortemente a rischio soprattutto i presidi sanitari più disagiati come quelli montani e pedemontani. Allora sentiamo come commenta il dottor Favaretto. Figure fondamentali, non sono medici ma infermieri, ma sono le squadre importanti, perché tutto è una catena con gli anelli che devono legare tra di loro. Prego, dottor Favaretto. L'ospedale non va avanti senza infermieri, gli OSS, cioè tutto il personale sanitario del cosiddetto del comparto, ecco, e che non viene probabilmente ben valorizzato dai contratti pubblici che ci sono. Ecco, questo è uno dei motivi un po' della disaffezione. Poi bisogna dire che molte persone sono responsabili e preferiscono rimanere nel pubblico proprio perché si fa anche un lavoro di qualità più elevata rispetto ad altre strutture, ecco. Però l'adeguamento economico probabilmente potrebbe incidere positivamente, ecco, sul mantenimento in servizio e nel trattenere le persone. Questo purtroppo sono anche contratti nazionali e non è possibile, ecco, derogare. Questo vale per i medici, vale per gli infermieri, ecco. Non è nemmeno, ecco, che le nostre strutture possano applicare un contratto diverso da quello che c'è in altre parti, ecco, cose che invece il privato ha molta più libertà di manovra, ecco. Questo privato che cresce sempre di più nel silenzio di qualcuno che dovrebbe anche intervenire, a mio avviso, anche perché poi, come diciamo quasi tutti i giorni, ormai il grande intervento si fa all'interno degli ospedali, non si fa di sicuro in queste strutture che non sono neanche non hanno neanche la possibilità di farlo, io dico anche per fortuna a volte. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Buongiorno al dottor Favaretto. Io ho fatto la mammografia 2 mesi fa, per fortuna è andato tutto bene e volevo chiedere una cosa al dottore. Io ho detto al radiologo che mi ha fatto la mammografia, io prendo da un po' di tempo, poi delle volte smetto, lascio magari 1 mese, 2, degli integratori che non hanno nessuna controindicazione, le soia per la menopausa. Io non sono più giovanissima, ho sempre fatto però i controlli, per fortuna è andato tutto bene. Volevo sapere, al di là del professor Garattini che ha detto se vi sentite bene prendeteli pure, ma lei che è nel campo appunto delle mammografie, cosa ne pensa di questi integratori che una donna deve prendere? Sono cose naturali, non hanno, è chiaro, le prendo in farmacia, poi ho un'amica farmacista e lei mi dà anche dei suggerimenti. Ho visto che fino adesso quello che mi diceva era molto positivo, o mi diceva no, non prenderle perché guarda che così è troppo chimica e questo e quest'altro. Lei cosa ne pensa, professore, di questa cosa? Che cosa ne penso? Anche qui dipende. Grazie Sandra, prego dottor Favaretto.
in alcuni momenti dell'anno con i cambi di stagione, ecco, può essere utile anche qualche integratore. Non è detto che uno debba continuare tutto l'anno a prendere degli integratori se uno ha una dieta normale, così, cioè voglio dire, le vitamine ci sono tutte, i sali minerali ci sono tutti, non è che sia indispensabile. Diverso è nella donna in menopausa il fatto di fare quella terapia sostitutiva che può dare un po' di aiuto, soprattutto nei primi momenti, nella prima fase della menopausa. Lì è un trattamento ormonale, se non ci sono controindicazioni, ma lì deve essere chi la prescrive, il medico o ginecologo, ecco, diciamo si può fare e può aiutare per quello che riguarda l'osteoporosi e altre, diciamo così, inconvenienti che possono essere accentuati dalla menopausa. Ecco. Allora sentiamo anche adesso, andiamo dalla dottoressa Ambre, cos'è che vi preoccupa di più? Tante guerre a macchia di leopardo, anche voi, ecco, ce la mettete tutta, ma è sempre più difficile operare anche nel mondo per aiutare le fragilità. Com'è la situazione, dottoressa Ambre? Sì, purtroppo questi anni sono stati anni caratterizzati da tantissime crisi, da tantissime emergenze, da tantissime guerre. Fondazione Francesca Rava ha sempre risposto a queste emergenze in maniera rapida e andando in prima linea. Noi lo facciamo appunto in parte con l'invio anche di farmaci che raccogliamo, con l'iniziativa in farmaci per i bambini. Questo è accaduto ad esempio a Gaza. L'ultima edizione di farmaci per i bambini che si è svolta a novembre ci ha permesso poi di subito inviare attraverso nave Cavour, attraverso Marina Militare, alcuni farmaci molto importanti per curare bambini feriti nei bombardamenti della striscia di Gaza e perché anche noi abbiamo inviato alcuni team medici a bordo di questa nave che si trovava in Egitto ai confini con la zona palestinese, quindi una decina di team medici tra novembre fino a fine gennaio sono andati in aiuto alla popolazione, quindi questa è stata una pronta risposta alla guerra più vicina e più grave che in questo momento purtroppo noi stiamo tutti vivendo. Come sapete forse siamo vicini alla popolazione ucraina dal 2022, dall'anno in cui è scoppiata la guerra. L'abbiamo fatto anche in questo caso inviando farmaci, l'abbiamo fatto accogliendo moltissimi profughi, persone e aiutandole nell'integrazione e nella ricerca di una vita normale qua in Italia, a Milano, ma non soltanto. Abbiamo avuto anche qualche persona in Veneto ad esempio. L'abbiamo fatto anche andando là supportando l'ospedale di Cernivtsi, dove abbiamo un chirurgo pediatra che per caso era stato nostro volontario in Haiti, quindi ovviamente quando è scoppiata la guerra ci è sembrato giusto e corretto restituire la sua grande generosità nei confronti della popolazione haitiana, aiutando noi, la popolazione, la sua popolazione, tutte le persone che lui stesso stava aiutando e che tuttora sta aiutando. Noi abbiamo un team emergenze che si occupa proprio di affrontare le emergenze e che quindi quando purtroppo scoppiano queste crisi si mette in attivo per cercare di aiutare. Abbiamo donatori che ci aiutano da molto tempo, che credono in noi e che quindi quando scoppiano queste situazioni così terribili ci sentono, ci aiutano e ci sostengono, e quindi approfitto per ringraziare tutte quelle persone che ci permettono di svolgere il nostro lavoro, perché ovviamente senza di loro, senza le persone che ci aiutano, questo non potrebbe avvenire. Un anno fa, come sapete, purtroppo c'è stata la terribile alluvione in Emilia-Romagna, esattamente un anno fa, un'alluvione che ha portato distruzione, ha portato perdita di affetti, di casa, di relazioni, e anche in quel caso noi eravamo intervenuti con una serie di volontari che si sono messi a nostra disposizione, siamo andati a aiutare la popolazione locale, abbiamo aiutato un asilo a ricostruirsi, insomma sono tante le cose che facciamo per cercare di rispondere a queste... È giusto anche saperlo, dottoressa Ambre, perché delle volte sì, io faccio la solidarietà ma in silenzio, invece a mio avviso la solidarietà va vista, va capita, perché veramente ci sono queste persone meravigliose che aiutano. Abbiamo Franca da Cittadella, vai Franca. Volevo chiedere al dottore quale problema ho, che ho un problema di fare tanta pipì alla notte. Pronto? Sì, ti sentiamo bene Franca, benissimo. Ho
Posso avere una risposta dal dottore? Oddio, così è dura e franca. Comunque ci prova il dottor Favaretto. Prego, dottore. Allora, se ha le gambe gonfie durante la giornata, quello può essere una delle cause. Poi va capito quale sia la causa delle gambe gonfie, ecco, però diciamo così, oppure potrebbe essere comunque un aumento dei liquidi in circolo che durante la notte diciamo vengono espulsi, ecco, e di conseguenza o c'è un problema di tipo metabolico delle proteine o dei vasi, oppure c'è qualche cosa a livello questa cardiocircolatorio. Telefonata, ecco, dottor Favaretto, dimostra che c'è un medico di famiglia, cioè a mio avviso, che dovrebbe... Sì, va un po' sì, quadrata, ecco, questa cosa. Manca ecco, collega, perché sì, telefonata, poveretta, è preoccupata perché si sente... Però ecco, sì, deve sicuramente farlo presente al medico di famiglia, che poi avrà tutti gli elementi per poterlo dire, ecco, sicuramente. Allora adesso vi porto a Udine, andiamo a vedere invece la Croce Rossa su questo servizio, andiamo a vedere un altro organo importante. Croce Rossa, Udine. Oggi è un momento veramente molto importante e significativo per il comitato tutto, ma in particolare per i volontari del gruppo di Udine. È il gruppo più storico, più antico del comitato di Udine e finalmente ha una sede dove poter svolgere tutte le proprie attività, a partire dall'aggregazione, ma dove poter preparare progetti, fare formazione, riunioni e quant'altro. Per cui questo è un momento molto significativo, era un impegno che ci eravamo presi e finalmente ci siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. La vostra attività è complementare a quella della sanità, si parla sempre di carenze nella sanità, di personale. Qui con il volontariato invece nella Croce Rossa, com'è il trend? Ma il trend in generale del volontariato è un po' in calo, anche se per il comitato di Udine non è esattamente così. Ci sono sempre nuovi ingressi, naturalmente c'è un ingresso e un'uscita come un po' in tutte le realtà, però ci sono sempre numerosi ingressi, ma la cosa molto bella, molto interessante è che ci sono tantissimi giovani. Ecco, i giovani, per questo ho fatto vedere questo servizio, dottoressa Ambrec, l'importanza del volontariato con i giovani. Ho tantissime associazioni, non hanno giovani, pochissimi giovani, eppure loro sarebbero anche intrigati, però forse bisognerebbe andarli a prendere per mano nelle scuole. So che voi fate un lavoro molto importante anche con le scuole e con i ragazzi. Prego, dottoressa. Sì, allora i giovani sono importantissimi, sono fondamentali nel volontariato, è un percorso, quello del volontariato, che è fondamentale per la crescita del ragazzo, ma è anche importante per tutta quella restituzione che dà agli utenti, perché comunque la gioia, l'allegria, anche la generosità che un giovane può portare è assolutamente grandissima e insostituibile. Noi facciamo, come diceva lei, un grosso lavoro con i volontari giovani. Ogni estate organizziamo molti campus di volontariato con i giovani, sia in Italia a favore delle comunità con cui lavoriamo e sia nei paesi di Centro Sud America dove abbiamo le nostre case famiglie o orfanotrofi. Ogni anno partono per i nostri campi più di 200 ragazzi, oltre a una cinquantina di ragazzi che invece aiutano sul territorio italiano. Sono ragazzi che mettono a disposizione parte delle loro vacanze, 1 o 2 settimane, per fare servizio, per aiutare bambini o persone che sono in difficoltà o che comunque vivono una realtà molto diversa da loro. Questa attività in realtà fa parte di un progetto che si chiama Non siamo indifferenti, facciamo una differenza, e che noi portiamo avanti tutto l'anno, e quindi settimanalmente abbiamo dei ragazzi principalmente sul territorio di Milano, ma speriamo poi di poterlo di fatto diffondere anche in altre regioni, ragazzi che si mettono a disposizione, che con noi partecipano a dei progetti all'interno appunto di case famiglie, di comunità,
di centri di accoglienza anche straordinario con bambini e ragazzi stranieri. Si fa di tutto, si fa dal dopo scuola, c'è chi insegna l'inglese, c'è chi insegna a disegnare, a colorare, c'è chi aiuta con i compiti, c'è chi si mette a disposizione magari per cucinare assieme. Insomma, le cose da fare sono tantissime e quei giovani che comunque riescono a trovare il tempo di farlo nonostante la scuola, nonostante lo sport, nonostante tanti impegni, sono assolutamente ammirevoli, ma sicuramente stanno facendo una cosa importante anche per loro ed è un patrimonio che poi si portano avanti tutta la vita e quindi noi ci teniamo tantissimo a fare questo lavoro per i giovani perché, come si dice sempre, poi i giovani sono gli adulti del futuro e quindi è giusto costruire dei ragazzi e degli adulti che abbiano consapevolezze e che abbiano il rispetto nei confronti degli altri e, come diceva quella farmacista nel video che abbiamo visto prima, che sappiano sempre vedere oltre se stessi. Questa è una cosa molto importante su cui noi lavoriamo tantissimo. Dottor Favaretto, ecco, il mondo del volontariato anche nel suo lavoro, nell'accompagnamento di queste figure molto provate anche a livello psicologico, che cercano di aiutare, ma soprattutto di avere dei punti di riferimento, quanto importante è e quanti giovani vede questa partecipazione, dottor Favaretto? Allora, è sicuramente molto importante, la collaborazione c'è, non è con i giovani, però ecco, il campo nostro è anche un campo un po' particolare, difficile. La collaborazione c'è durante tutto l'anno. Io ho i volontari dell'Associazione Volontari Ospedalieri l'AVO, che abbiamo anche avuto ospite. Che sono sia in ambulatorio degli hospital dove fanno l'accoglienza al mattino dei pazienti, li indirizzano diciamo o alle visite o alle terapie e proprio in settimana discuteremo anche la ripresa dell'attività di umanizzazione in reparto. Umanizzazione in reparto? Nel senso che fanno un giro, parlano coi pazienti, cioè voglio dire non fanno nulla di sanitario nel senso stretto del termine. La spina, la famosa staccare la spina. Però ecco, un paziente che è lì 24 ore su 24 ha bisogno anche di parlare con le nostre infermiere, fanno anche questo lavoro, però ecco primariamente devono fare l'assistenza. Quanto importante è l'ascolto di queste figure? È molto importante perché le persone lo gradiscono molto, ce lo chiedono e c'è la disponibilità adesso. Purtroppo il Covid, tutto il periodo del Covid ha creato veramente un problema molto serio. Adesso diciamo, si sta riprendendo tutto come prima, speriamo anche meglio di prima, ecco, con le iniziative di queste associazioni di volontariato. Allora, queste donne sempre in prima linea che hanno il coraggio di metterci la faccia, di cercare di aiutare altre donne, di non vergognarsi della malattia ma parlarne. Adesso vedremo questo servizio di Ombretta Frezza. Vorrei anche il commento del dottor Favaretto, quello che è successo qui davanti alle telecamere, proprio per far capire l'importanza di vivere la malattia in maniera diversa, se sempre se stesse. E poi anche la dottoressa Manuela Ambrec un suo commento. Andiamo a vedere. Spiegaci, perché io faccio fatica, se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono Ombretta, sono io, non è cambiato niente. Perché ti metti il fazzoletto? Ombretta, perché ti metti il fazzoletto? Meno male che ti faccio sorridere. Dai, Ombretta, cara. Sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore è stato quando ho perso i capelli al terzo ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla è... E siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta, in realtà i capelli sotto ci sono anche perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie e i capelli crescono, solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come un
una ripartenza perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono crescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho ragione io, che bella che sei. Beh sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta. Ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere. Guarda, sei emozionata anche sì. Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi. Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, sei guarda, ma guarda, no che voglio farti un sbaglio, Maella. Non voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu. Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Allora, dottor Favaretto, chi meglio di lei? Questa Mirella che accelera, forse magari, non so se ma mi è venuta talmente spontaneo di far togliere questa cuffietta. Come lo legge, dottor Favaretto? Non deve essere vissuto come un marchio, non deve essere un elemento di discriminazione, di volersi nascondere. Certo, l'impatto negativo per una donna è importante e di conseguenza non si può neanche pensare che sia un'accettazione così all'istante. Ecco, poi con la chemioterapia tradizionale cadono proprio di punto in bianco e rimane la testa più lucida della mia, ecco, per cui diciamo è un impatto notevole, ecco, questo, però ecco, poi in quella fase ecco, era anche giusto riaprirsi al mondo e lei ha fatto bene ad anticipare gli eventi. Ecco, anche perché poi mi ha mandato un messaggio, ha detto: in quel momento ho sentito un'energia dentro di me, ti ringrazio Mirella, perché da oggi sarà diversa la Ombretta. Ecco, dottoressa Ambre, cosa ne pensa lei di questa donna che veramente non aveva il coraggio, forse le telecamere, chissà, la trasmissione, ha avuto il coraggio di tirare fuori questa energia e di togliersi questa cuffietta e di dire sono io, Ombretta, non cambia niente. Prego, dottoressa. Ma guarda, è stato molto emozionante vederlo e anzi la ringrazio di avercelo riproposto e grazie per l'energia che ha diffuso a questa donna. Ovviamente in questa situazione si vive una grandissima fragilità, è facile titubare ed è molto difficile recuperare la fiducia in se stessa e quindi questi sono dei gesti che sicuramente aiutano e come diceva la signora, la ricrescita dei capelli è un simbolo, ti fa capire che il tuo corpo si sta riprendendo e quindi è importante mostrarlo, bisogna avere coraggio. E io anzi un appello che noi sempre facciamo a tutte le donne con cui lavoriamo come Fondazione Raba è di essere coraggiose, di non avere paura e di affrontare la propria strada e quindi quando si vede queste persone che affrontano una malattia in questo modo è sicuramente anche per noi che comunque lavoriamo nel terzo settore una grandissima spinta e una grandissima infusione di voglia, di energia e di coraggio di continuare a lavorare. Grazie di cuore. Allora, dottoressa, cosa vorrebbe dire Ombretta, che sicuramente la sta ascoltando, ci sta vedendo? Ecco, cosa vorrebbe dire a questa donna che sta cercando di superare questa fase problematica, questo percorso anche molto difficile, ma aiutata anche da altre persone, può farcela grazie anche alle cure, a questi farmaci meravigliosi, perché dobbiamo dire proprio così, perché veramente noi vediamo il farmaco come una cosa brutta, invece è quella che ci fa guarire. Dobbiamo vedere anche con altri occhi i farmaci. Prego, dottoressa Ambre, che poi sentiamo il dottor Favaretto. Sì, io a Ombretta dico che la ringrazio tantissimo per questo esempio che sta dando a noi, a tutte le persone che ci vedono, che ci ascoltano, per questo suo equilibrio, per questa sua voglia di reagire, per questa sua grandissima stabilità che perlomeno in questi pochi secondi che abbiamo visto ci ha trasmesso. Anzi, mi piacerebbe molto anche conoscerla e magari farla incontrare anche le persone che lavorano con noi, perché sicuramente è un grandissimo esempio, anche i ragazzi che lavorano con noi, quindi non parlavamo di volontariato, di tutti quei ragazzi che si mettono a disposizione e io penso che l'esperienza della malattia è un'esperienza che deve essere raccontata, non deve essere nascosta, fa parte della vita, può capitare a tutti, può capitare in qualsiasi fase della vita e bisogna, quando arriva, bisogna avere gli strumenti per affrontarli in maniera solida e coraggiosa e mi sembra che lei stia proprio raccontando questo.
Cosa si aspetta dal 2024, dottoressa Ambre, questa raccolta, questi aiuti che tutti quanti dobbiamo cercare di mettere la famosa goccia nell'oceano, però se ce la mettiamo, avete sentito i numeri che ha dato la dottoressa Ambre, che sono numeri importanti, questo Veneto che risponde, io dico sempre questo profondo nord, ecco invece un profondo nord che per quanto riguarda l'associazionismo, il volontariato, gli aiuti veramente è il top. Prego. Allora, questa è un'iniziativa che dal 2013 ad oggi è sempre cresciuta, un anno più, un anno meno, però è sempre cresciuta, anche nel 2020, a novembre del 2020, quindi in pienissima zona rossa su tutto il territorio italiano, per cui con difficoltà di uscire, con difficoltà di andare nelle farmacie, con difficoltà nostra a trovare volontari che potessero mettersi a disposizione, eppure è cresciuta. Quindi noi siamo certi che crescerà, perché questo è il trend di questa iniziativa e dimostra che le persone hanno comunque voglia di aiutare, anzi noi pensiamo che comunque tutte le cose che accadono, come le guerre purtroppo, questi cambiamenti climatici così improvvisi che a volte ci destabilizzano, in realtà possono portare sempre più sensibilità nelle persone e facciano capire alle persone che bisogna abbandonare l'individualismo e andare sempre più verso la collettività. E questa è un'iniziativa che va verso la collettività, significa far parte di un tutt'uno grande, significa far parte di una famiglia grande. Quindi io mi aspetto che i numeri cresceranno, sia in termini di farmaci aderenti, sia in termini di farmaci raccolti e ovviamente in termini di bambini aiutati, ma siamo certi che questo accadrà. Grazie alla dottoressa Emanuela Ambre, che è referente progetti sanitari Fondazione Francesca Rava. Le darò i contatti di Ombretta, chiamerò Ombretta, ecco, le dirò di questa sua voglia di conoscerla, perché sono gesti veramente importanti che possono aiutare altre persone. Le volte ecco, è un momento, ma devi cogliere l'attimo. Grazie dottoressa Ambre. Allora dottor Favaretto, lei invece cosa vuole dire a Ombretta, questo gesto importante che lei ha fatto per aiutare anche altre persone che non hanno questo coraggio, ma si può fare? Che non abbia timore, che non si nasconda, anzi che cerchi le altre persone, che entri anche nei gruppi, nell'associazionismo. Noi abbiamo anche coltivato, cercato di sponsorizzare alcune iniziative, ad esempio l'Acto Triveneto è un'associazione che abbiamo avuto Petra De Gianette proprio ospite, che è la presidente, per quello che riguarda il tumore ovarico, ma ci sono tanti altri esempi che possono essere portati qui, ecco, e che meritano di essere sostenuti, ma soprattutto che la gente, ecco, si senta persona attiva, ecco, che non si sentano più pazienti, ma che si sentano persone che hanno avuto un momento di crisi e l'hanno superato, e che questa esperienza, ad esempio anche la scrittura creativa, ci sono tutta una serie di iniziative che vengono fatte per esternare tutto quello che è stato anche il percorso di cura, che probabilmente è stato traumatico, ma che poi può avere anche un risvolto positivo, ecco, tutte queste. Anche perché Ombretta è anche una storica dell'arte, perciò avete capito ancora di più. Ma un'altra cosa, poi la lascio, dottor Favaretto, invece agli uomini. Ecco, facciamo prevenzione con gli uomini, ci rivolgiamo sempre alle donne. Stavolta, ecco, da uomo a uomo, da medico a uomo, cosa vorrebbe dire per questo uomo che fa fatica ancora a farsi visitare, a farsi curare, a fare prevenzione? Allora, è importante che i maschi abbandonino alcune pratiche, come può essere il fumo, come l'eccessivo consumo di alcol. Un conto è il bicchiere di vino, un conto è berne mezzo litro al giorno, ecco, quello fa la differenza. E poi non aver timore del medico, che sia il medico di famiglia, che siano le iniziative di screening, aderire e farsi le indagini che sono alla portata di tutti, sono gratuite, servono per ridurre il rischio che una persona si trovi con una malattia che è troppo avanti. Grazie anche al dottor Adolfo Favaretto, direttore oncologico medica ospedale di Treviso, di essere stato con noi. Ancora grazie alla dottoressa Emanuela Ambre. Pubblicità.
stanno crescendo bene questi piccoli di Cinciallegra, protetti dal luogo singolare scelto dalla mamma per fare il nido, ovvero all'interno di un'arnia. Ad accorgersi di questo evento più unico che raro, Davide Feletti, che sta dedicando la sua vita all'apicoltura, portando costantemente in giro per tutto il Veneto le sue numerose casette. E su una di queste, in casa di Valerio Nadal, sulla piana della Sinistra Piave tra Tezze e Santa Lucia, l'altro giorno ha fatto questa singolare scoperta. Aprendo il coperchio mi sono accorto della presenza di questo nido e della presenza anche della mamma dell'uccello che stava covando le uova, 7 uova, e le stava appunto proteggendo e covando. Ma come ha fatto a entrare nell'alveare? Dal portichetto d'ingresso lei ha trovato la fessura. Ma le api non l'hanno attaccata? Di solito le api, se tu entri nel loro alveare, ti attaccano. Evidentemente la natura ha sempre qualcosa da insegnarci e da stupirci. Di solito non permettono l'ingresso di animali estranei. In questo caso hanno deciso che questo povero uccellino aveva la possibilità di entrare e di nidificare all'interno. La cosa simpatica è che effettivamente mantengono una temperatura costante di 36 gradi nell'arnia, e quindi l'uccellino ha avuto modo anche di avere un aiuto nel riscaldamento di queste uova in questo periodo dell'anno veramente altalenante dal punto di vista climatico, dove siamo passati da temperature di 29-30 gradi a temperature vicine allo zero. Ma quello che deve farci riflettere, sottolinea Davide, è che la cinciallegra per le api non è solo un uccellino. Le cinciallegre sono insettivori, per cui si nutrono anche di api. In questo caso le api avrebbero a maggior ragione la necessità di tenerle lontane, se non altro. Evidentemente quest'anno particolare ha fatto sì che loro possano anche convivere da questo punto di vista. Le api avranno deciso che una piccola parte delle loro larve potevano essere sacrificate per alimentare questi piccoli uccellini. Quindi accettare di proteggere, far crescere un nemico in arnia, conclude Davide, non è solo un gesto di coraggio per queste api, ma è soprattutto amore per la vita altrui. Loro sono riusciti a farlo, noi esseri umani a volte abbiamo qualche difficoltà nel riuscire a gestire questa cosa anche tra di noi. Ed è un vero piacere avere e commentare questo servizio meraviglioso col professor Lucio Montecchio, docente di patologia vegetale all'Università di Padova, e saluto anche Stefano Dal Colle, collegato con noi da Treviso, presidente Federazione Apicoltori Italiani del Veneto. Grazie anche a lei, Dal Colle, di essere qui. Allora, professore Montecchio, questo servizio meraviglioso del nostro Lucio Zannato, ma che fa capire quanta meraviglia la natura veramente che scopriamo ogni giorno. Se lasciamo in pace, loro fanno di tutto quello che non fa l'uomo. Ecco, cosa dice dopo aver visto questo servizio, che veramente anche lei, ho visto, era ammirato nel vedere questa cosa? No, bellissimo. Intanto buongiorno a tutti, grazie per questo invito. È affascinante indubbiamente. Penso che davvero queste piccole cose le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma per la fretta, per chissà quale motivo non le vogliamo vedere, le diamo per scontate, no? Molto spesso diamo per scontate un sacco di cose. Io ho la fortuna di avere un po' di alberi davanti a casa e io ho messo delle cassette nido per le cince, proprio per questa specie qui. Non è che le cince dove abito io abbiano bisogno della cassetta nido, lo faccio per me per avere più facilità nel vederle. Ed è un mondo assolutamente meraviglioso quello che sta dietro a queste sinergie che si creano. A queste sinergie che si creano fra uccelli, piante, uccelli che vivono di semi e poi vanno a disseminare altrove questi semi in eccesso. La natura ci riserva un sacco di sorprese tutti i giorni. Noi vogliamo andare su Marte, a me va anche bene, se devo essere sincero, non sono contrario in assoluto, però abbiamo perso quell'abitudine che avevano i nostri nonni di guardare vicino a casa nostra, e di questa cosa chissà quante altre ce ne sono. Sentiamo anche il presidente Stefano Dal Colle, Federazione Apicoltori Italiani del Veneto, cosa ne pensa. Questa natura meravigliosa che ancora una volta dobbiamo molto imparare, forse ci dà lezione del vivere, ecco, di fare comunità, di accogliere. È questo che stiamo vedendo, sacrificando anche un po' del nostro per darlo ad altri. Prego. Buongiorno a tutti, scusate la voce, ho avuto un abbassamento proprio a lavorare con le api ieri, insomma mi dispiace questa voce, ma spero... Tranquillo Presidente. Ok, allora è evidente qua c'è una collaborazione, a parte che l'alveare è proprio
la sintesi, l'esempio migliore di collaborazione fra gli individui, e poi nell'alveare si nota frequentemente il sacrificio del singolo a beneficio della collettività, della comunità, sia per il discorso, adesso senza farla troppo lunga, sia nel discorso della puntura. L'ape, per difendere la famiglia, punge e perde la vita, e anche nella fecondazione l'ape regina, il maschio si sacrifica per poter dare alla regina il massimo quantitativo di spermatozoi che le serviranno per i lunghi oltre 4 anni di attività della regina. Insomma, è proprio l'esempio migliore di collaborazione. Chiaro che parliamo di insetti e altri, per esempio queste cinciallegre, che sono del territorio, perché il nostro problema è proprio ciò che arriva al di là del nostro territorio, gli invasori che arrivano un po' colpa nostra, con il commercio globale, però gli insetti come la vespa, certi tipi di vespe, vespa velutina, che sta arrivando anche nel nostro territorio veneto, e la vespa velutina, sconosciuta alle api, è veramente un grosso problema per le api, proprio perché è sconosciuta. Noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo. L'ape si difende dal calabrone perché lo conosce, non si difende dalla vespa velutina perché non la conosce e ha una tattica di attacco del tutto particolare. No, Presidente, sta spiegando molto bene, ecco, la difesa e l'attacco. Ecco, l'attacco, ecco, verso questo nemico che non conosci, perciò ti devi preparare, e io sono convinta che le api si prepareranno anche a questo. Il problema è conoscere il nemico. Ma quanti nemici abbiamo noi, professore? Quando usciamo di casa abbiamo questi nemici che forse sono quelli che dovrebbero dare dei segnali positivi, quelli che ci dovrebbero tutelare, mettere in sicurezza. Lei ha scritto questo libro che faccio vedere, Sembrava un paradiso, quello che abbiamo visto con la cinciallegre, le api, sembrava di essere in paradiso, ma cosa sto vedendo? Guardate questo libro del professor Lucio Montecchio che ha scritto. Perché questo libro e questo titolo, Sembrava un paradiso? Prego, professore. Perché questo libro? Perché soffro di insonnia, quindi io devo fare qualcosa di notte oppure nei fine settimana, e quindi sono abituato da oramai parecchio tempo a trascrivere i miei pensieri. Sembrava un paradiso si allinea perfettamente sulla tematica di oggi, perché noi da sempre, da quando abbiamo traccia della nostra presenza sul pianeta, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di più, ignorando quanto di buono abbiamo. Proviamo a pensare a, che so io, la caffettiera. Quando ci svegliamo la mattina non diamo più importanza al fatto di avere delle cose che oramai sono fondamentali, no? La carta igienica, l'automobile, no? Pronti a lamentarci del fatto che siamo imbottigliati nel traffico quando noi stessi siamo il traffico, no? La cementificazione, una pista da bob che non sarà usata se non per pochissimi giorni. Che l'ha scritto qua nel libro, vero, sì, professore? Sì, assolutamente. Lo faccio anche vedere, guardatelo perché è veramente importante. Prego, professore. Cemento ovunque per il beneficio di poche unità di persone. A me piacerebbe sapere se fra i nostri telespettatori ci sarà qualcuno che guarderà con passione, e non così per ingannare il tempo, le gare di bob delle prossime Olimpiadi e per quanto tempo quella pista sarà usata, sapendo che è stato tagliato un lariceto secolare per fare spazio. Ecco, Sembrava un paradiso è questo, cioè sembrava un paradiso, uno si ferma, dice questo è il posto più bello del mondo e noi track lo roviniamo in un attimo perché continuiamo a cercare paradisi inconsapevoli, o non proprio inconsapevoli a dire la verità, ma stupidamente convinti che il pianeta sia infinito. E quindi noi continuamente sotto casa facciamo un sacco di cose fino ad arrivare a stupirci di una cosa che effettivamente è stupefacente, ma per il fatto che se ne è accorto questo signore e ha chiamato voi, di una cosa che in natura esiste chissà da quanti millenni, no? Questi equilibri fra specie diverse. Abbiamo perso l'abitudine di dare valore ai profumi, al sapore del pane. Abbiamo perso proprio la vicinanza con quello
che è già di per sé un paradiso. Il profumo dell'erba, adesso sento il profumo dell'erba e dici sono in paradiso, sento un profumo dell'erba. In questi giorni stiamo sfalciando l'erba prima che vada a fiore. E allora tutti lì a raccontarci, chiedono opinione anche al signore che è collegato con noi, tutti a lamentarci del fatto che non ci sono più le api, ma noi continuiamo a sfalciare l'erba prima che l'erba vada a fiore. E le api hanno bisogno di fiori. Infatti ho avuto un agronomo che ha detto ma perché sfalciare l'erba? Ma cosa ti crea? Anzi, vedi un po' di verde, dovremmo aiutarla. Invece noi potiamo gli alberi che sembrano scheletri, falciamo l'erba quando non serve. Vuoi vedere l'erba alta? Ci mancherebbe. Invece ha spiegato l'agronomo che è importante l'erba alta perché ci sono gli insetti ed ha un senso anche di verde, di armonia. Sentiamo anche il presidente Dal Colle. Prego, presidente. Beh, guardate, a me è capitato di sentire sindaci o assessori dell'ambiente che dicevano avevamo tutte le buone intenzioni per mettere a dimora delle piante mellifere, arbusti e con i fiori eccetera, genitori incazzatissimi perché le api sono pericolose, poi si avvicinano i bambini e vengono punti e allora non si devono mettere le piante che fanno dei fiori che attirano le api, si devono mettere magari dei pioppi che fanno quel polline fastidioso che vabbè. E insomma è chiaro, c'è una cultura contro, sì, è controproducente, ci facciamo del male da soli. Davvero a volte siamo più attenti all'estetica, anche questo, piuttosto che alla concreto apporto insomma, di quello che abbiamo intorno. Allora andiamo a vedere anche questa locandina di questo evento di Stefano Dal Colle. Ecco, vediamo sì. La locandina, prego Dal Colle. Presidente, cosa succederà domenica 19 maggio? Sì, questa è veramente interessante perché qui abbiamo, oltre a detto così, questo Paolo Fontana, che insomma è un personaggio abbastanza, è un entomologo, è un naturalista, è un apicoltore. Ma poi la cosa interessante è questa idea di Valentina Calzavara, che è una nostra giornalista qui del territorio veneto. Recentemente ha scritto un libro che, guardate, ve lo faccio vedere, visto che avete fatto vedere un libro, Lo strappo sospeso, è qualcosa di veramente emozionante. Lo strappo sospeso, Valentina Calzavara, gli episodi che sono accaduti durante il Covid, famiglie che vedevano partire in ambulanza il papà o la mamma e non li avrebbero mai più rivisti neanche nella bara. Vabbè, a parte questo, la Valentina Calzavara ha avuto questa idea grandiosa di valorizzare, per la valorizzazione della figura femminile in apicoltura, e ad aiutare la Valentina Calzavara ci sarà il presidente della FAI, Federazione Apicoltori Italiani, che è un giornalista anche lui, direttore di una rivista di apicoltura nazionale, Raffaele Cirone. E questa iniziativa viene presentata con l'aiuto di Marina Marchetto Aliprandi, che insomma è una componente della Commissione Agricoltura della Camera, e alla fine, l'anno prossimo, verrà fatta una sintesi e una mostra sui lavori, sulle storie di queste figure femminili in apicoltura direttamente nel centro di Roma, presso la sede della FAI, Federazione Apicoltori Italiani, che è in centro a Roma, è proprio vicino è ospite, la FAI è ospite di Confagricoltura, quindi Sant'Andrea della Valle, Campo dei Fiori, il Senato è lì in centro e faremo appunto questa manifestazione. L'importante è esserci domenica mattina 19 marzo qui a Spresiano. Il sindaco Marco Della Pietra farà anche un aggiornamento sull'iniziativa delle miele IGP del Piave e poi annuncerà anche la nascita di un apiario didattico proprio in zona Spresiano, vicino ai campi sportivi. Anche questa è un'altra bella iniziativa, una piccola oasi per le api a scopo didattico, perché poi appunto sono solo 9 alveari, però serviranno proprio per raccogliere i bambini e fare appunto informazione sul meraviglioso mondo delle api. Allora intanto dico al nostro regista Italo Morao di preparare il video risvegli del professore Lucio Montecchio, ma la mia domanda
al Presidente è anche questa. Avevano detto che le api si stavano estinguendo, che ce n'erano pochissime. No, diciamo anche la verità, perché non sto parlando di tanti anni fa. Com'è la situazione, Presidente, invece con queste api che sono meravigliose, perché vuol dire vita anche per noi l'ape? Prego. Allora, è evidente che l'apis mellifera che alleviamo non si sta estinguendo proprio grazie al lavoro degli apicoltori. Allora, abbiamo migliaia di apicoltori, 70.000 apicoltori in Italia, ma vedete, certo alcuni lo fanno come lavoro, altri come integrazione al reddito e altri solo per passione, per avere proprio le api a casa, avere quel po' di miele per i figli o i nipotini. Ma la cosa è talmente diffusa ed è talmente ben seguita, certo dagli apicoltori, certo ci vuole molto più lavoro oggi che 40 anni fa. Le cose sono cambiate, diventa anche a volte, sicuramente diventa molto più costoso mantenere in vita una famiglia d'api oggi rispetto a 40-50 anni fa. Però diciamo che l'impegno dell'apicoltura, non solo a fini economici, ma anche proprio come amore per questo insetto e per questa attività, fa sì che non ci sia la sopravvivenza di quest'ape che viene allevata, ripeto, non solo siamo tranquilli, Presidente, le api ci sono e non c'è problema. Allora andiamo a vedere questo video, risvegli, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, e lo commentiamo col professor Montecchio. Andiamo a vedere. Percorrere i sentieri dell'orto botanico è come fare un viaggio che fa scoprire cos'è essenziale per la vita sul pianeta, al di là di ogni apparenza. Quando lungo il nostro percorso troviamo un seme, possiamo raccoglierlo e aprirlo. Scopriremo un'autentica farmacia vegetale, dove c'è tutta l'energia che l'embrione userà per divenire pianta, ma anche un concentrato di quei microorganismi utili che popolavano già l'albero madre e che sono la dote per sopravvivere, affrontando gli attacchi di parassiti esterni. Sono quindi gli stessi organismi che troviamo dentro una pianta durante la sua vita. Non sono nemici, hanno un ruolo benefico. Questo è il bello della natura. Su archi temporali lunghi non esistono minacce dirette alla salute delle piante. Quando una pianta viene degradata dai microrganismi che proliferano al suo interno, questa comunque resta parte dell'ecosistema. Continua ad essere uno dei fattori del suo equilibrio, contribuendo a fornire nutrimento ad altre piante. In tempi più brevi, il rischio nasce dagli eccessi dell'uomo. L'utilizzo di pesticidi, ad esempio, che risulta incomprensibile quando non si deve combattere una malattia, ma si vuole più semplicemente forzare il ciclo naturale per ragioni esclusivamente economiche o produttive. Oppure con l'importazione di piante esotiche, nelle quali sono già presenti specie di funghi e batteri alieni, che però le nostre piante autoctone non sanno riconoscere e contro i quali non esiste un antagonista naturale nell'ambiente. Ad esempio, è quello che è accaduto con la xylella dell'ulivo, oppure con il forte deperimento di alcune specie come effetto del cambiamento climatico. Ciò ne provoca la scomparsa o più frequentemente la migrazione. Come possiamo vedere da questo ciliegio, la disseminazione ha prodotto la nascita di un nuovo figlio alla ricerca di nuovi equilibri finalizzati alla perpetuazione della specie e quindi alla salvezza. È una sorta di effetto a catena. E il clima è influenzato a sua volta dalla riduzione della copertura del manto vegetale, che è in grado di assorbire e mitigare l'eccessivo inquinamento prodotto dalle attività umane. Con il progressivo inaridimento, soprattutto alla luce del cambiamento climatico, saranno in grado di adeguarsi meglio di altre le piante capaci di produrre foglie più coriacee e più spesse, oppure apparati radicali più profondi, capaci di catturare acqua anche da luoghi più lontani.
Con le piante ci curiamo, ci nutriamo, ci vestiamo, riscaldiamo, costruiamo. Le piante sono utili ed è forse questa loro utilità, o meglio questa troppa utilità, che le ammala. Proviamo a dimenticarcene allora. Dimentichiamoci delle erbe che crescono sugli argini dei fiumi. Oppure proviamo a rinunciare all'idea di boschi giardino, realizzati con alberi piantati in file, come fossero dei soldatini ordinati. La natura sta tornando in mezzo a noi, sana, così come un albero che è sempre pronto a dare nuova vita. Perché in natura un bosco non è un insieme di alberi ed altre piante, è molto di più. Quanto maggiore è questo molto, maggiore sarà la diversità biologica che sorprenderà il nostro sguardo, tornato finalmente bambino. Bellissime, la ringrazio professor Montecchio, queste immagini, questo video stupendo, veramente sembra un paradiso. Prego professor Montecchio, ecco l'importanza anche di conoscere questi luoghi che abbiamo 2 passi da casa, cercare di portare anche questi bambini, ecco non solo i ragazzi ma anche i bambini, da piccolo è una spugna che il bambino beve, riceve e poi sa anche rispettare. Prego professor Montecchio. Sì, molto spesso non solo nel giardino condominiale, che a volte potrebbe essere addirittura sufficiente, avere il tempo di fermarsi, osservare, prendersi il tempo per tirare un sospiro e riflettere sulla fortuna che abbiamo di essere nati qui in questo momento e in questo luogo, no? Ci sono chissà quante generazioni sono nate in luoghi... Che era un luogo di biodiversità, ricordiamo professor Montecchio. Assolutamente sì, la pianura padana, figuriamoci, con l'enorme fortuna che abbiamo di avere una regione che è aperta dalle Dolomiti, scendere la Pedemontana, il corso del Piave, le pianure coltivate, la laguna, San Marco, il mare. Abbiamo una fortuna sfacciata che è un paradiso. E molto spesso abbiamo troppa fretta, abbiamo semplicemente troppa fretta. E allora queste isole, queste collezioni botaniche, che non sono solo collezioni botaniche, perché questi sono dei nuclei di conservazione della biodiversità come l'Orto Botanico di Padova, ma molti altri, per non parlare poi di molti parchi e giardini privati, sono lì proprio a raccontarsi quello che comunque succede e sta succedendo, no? Cioè stanno succedendo queste cose. L'albero che vive sano, malato, l'albero, prima il Presidente parlava dell'ape che si sacrifica, l'albero che muore e diventa cibo per gli alberi sani e vigorosi che gli sono attorno, no? Attraverso il processo di umificazione. Ecco, avere il tempo di osservare, io continuo a dire ai miei studenti che l'epoca delle grandi esplorazioni è praticamente finito, però c'è così tanto a livello microscopico ancora da sapere, del quale meravigliarsi e pensare. A me sembra proprio un paradiso questa cosa qui. Ma perché il professore si insegna poco anche a scuola quando si è bambini il valore, come dice lei, della natura, iniziare dagli alberi, conoscere gli alberi, conoscere questa biodiversità, conoscere gli insetti? Perché si vola sempre più alto invece di iniziare proprio dalla crescita di questo bambino che come una piantina va annaffiata, va coltivata, va anche irrobustita? Perché si fa così fatica? Si guarda sempre avanti, come se la natura all'improvviso non esistesse, ma esistesse da quando hai 15 anni in su. Accorgiti. No, devo accorgermi prima, prego. Ma guardi, io sinceramente non lo so, però io credo che molto dipenda dal fatto che noi siamo usciti da un periodo di fame e miseria, per cui l'agricoltore, quello che viene chiamato, mio nonno diceva, non si dice mai contadin, si dice agricoltore, no? E c'è quel settore lì che ancora ci ricorda quell'epoca in cui i nostri padri, i nostri nonni, i bisnonni facevano la fame. Quindi io penso che molti di noi abbiano il desiderio proprio di fuggire da questa immagine, no? Il desiderio di fuggire, di plaudire a una terza corsia, al centro commerciale più grande, col parcheggio di cemento più grande, dove vengono piantati 4 albirelli destinati a seccarsi nell'arco di 3 mesi. Nessuno di noi sa più fare l'orto, perché tanto c'è il fruttivendolo che ti porta frutta esotica in qualsiasi giorno dell'anno, no? O le ciliegie, che adesso è l'epoca delle ciliegie da noi, ma le avevamo già sul tavolo del pranzo di Natale o della cena di Capodanno
molti mesi fa, perché diamo per scontato che ci siano, tanto arrivano dal Cile, chi se ne frega dell'inquinamento, no? E quindi l'agricoltura è diventata su vasta scala un processo industriale che noi sappiamo che esiste, ma ci lamentiamo se ogni tanto il vento cambia direzione e sentiamo l'odore del letame, no? Sì. E dà fastidio magari a tanti, che odore che ho sentito. Sì, allora sentiamo anche, Presidente, lei come commenta queste parole del professor Montecchio, questa natura che non dovremmo mai proprio smettere di dire grazie a questi alberi, a queste piante, a questi insetti. E ai nostri agricoltori. Ai nostri agricoltori, bravo. Prego, Presidente. Se non lo diciamo noi apicoltori, chiaramente abbiamo la fortuna di avere questa grande varietà di fioriture. L'Italia ha 40 tipi di miele millefiori. Nel Veneto ne abbiamo diversi. Abbiamo la fortuna quindi di avere questo ambiente e andiamo in cerca del buon miele ungherese, che poi ungherese non è, ma probabilmente viene dalla Cina, che poi miele non è, perché magari è uno sciroppo di mais aromatizzato al miele di figlio, al miele di castagno. E guardate, poi adesso c'è addirittura, che è una frode, c'è addirittura il miele vegano. Allora, il miele è una produzione animale, c'è poco, è indiscutibile, è una produzione animale, solo le api possono produrre il miele. Ma la moda impone anche il miele vegano, che non è nient'altro che uno sciroppo di zuccheri e aromatizzato, e magari viene venduto molto meglio che il miele. Il miele, ripeto, noi abbiamo, quest'anno è un anno che va discretamente male. Avevamo qualche speranza a inizio aprile e le piogge e iniziavano ad esserci temperature adeguate, ci fosse una discreta produzione di acacia, e siamo stati proprio delusi poi dal seguito del mese di aprile. Vediamo anche adesso sta minacciando ancora acqua e temporali, e quindi non si farà neanche quel miele di acacia che rappresenta, per chi vive di apicoltura, rappresenta il 50% della sua produzione di un anno. Quindi, finita quella, cosa può sperare? Sperare che almeno ci sia poi un po' di miele di tiglio o di castagno o di millefiori. Ma a luglio dobbiamo finire tutto, perché incombono i trattamenti per un parassita, che anche questo ci siamo portati dall'Asia, che è la varroa, negli anni 80, quindi più di 40 anni fa. E non ci facciamo mancare niente, insomma, noi, no? Come diceva prima il professore, non ci facciamo mancare niente. Abbiamo lei, scusi Presidente, ha detto che c'è questo miele vegano. Ma chi è che dà il via a questa cosa? Chi è che permette di vendere questo? Perché qua, pur di far business, si vende di tutto e di più. Qual è il problema? L'importante è il business, chi se ne frega, anche se non è vegano, se no vegano non esiste, perché è l'animale, come dice giustamente il nostro Dalla-Torre, però si vende, anzi si vende di più del nostro, perché il nostro non si supporta. Professor Montecchio, ecco, intanto vediamo anche queste foto, devo correre perché giustamente, ecco, il tempo è tiranno, come dico sempre, ma vale la pena di vedere anche queste foto di alberi maltrattati. Andiamo a vedere le foto e lo commentiamo col professor Montecchio. Ecco, questo business ormai, ecco, il Presidente Dalla-Torre diceva anche della politica, chissà perché la politica sotto le elezioni supporta tutto. Prima si dimentica, sotto le elezioni sono dappertutto, fai che io ci sarò, investi che io ti do, vai, ma perché c'è il voto? Perché c'è il voto Dalla-Torre, lo dico io questo, e allora si fa tutto, non ci sono problemi di soldi, di visibilità, e vai, l'importante è che io abbia visibilità. Professor Montecchio, vediamo queste immagini di questi alberi maltrattati, poi le commentiamo anche quello che ha detto il Presidente Dalla-Torre. Prego, professor Montecchio, quello che ha detto Dalla-Torre, ecco, questa attenzione che dovremmo avere. Sì, senz'altro attenzione. No, in merito al cibo vegano, commentiamo le foto? Allora, prima rimaniamo su questa foto con la regia e finiamo il discorso vegano.
Beh, no, in merito al cibo vegano, secondo me, io non ho nessuna contrarietà al cibo vegano, sebbene io non sia vegano, anzi sono un appassionato carnivoro e a volte ho dei sensi di colpa, sia chiaro. Secondo me c'è un malinteso commerciale, nel senso che chiamiamo latte vegano, bresaola vegana, miele vegano, cose che servono solo a catturare l'attenzione di chi è abituato con prodotti che hanno quel nome lì. Basterebbe cambiargli nome. Se noi li chiamassimo, che non so, non ho idea di cosa ci sia dentro, sciroppo di melassa al sapore di miele, non ci sarebbe niente di strano. Succo vegano, poi uno può scegliere. Il Presidente sa molto meglio di me che abbiamo dei mieli sul mercato a un prezzo così basso che vengono chiamati miele e forse sono fatti con le api, prodotti in modo assolutamente discutibile, a volte anche immorale, quindi non mi fermerei sulla denominazione miele vegano. Mi piacerebbe molto che ci fosse un'autorità che controlla e che dicesse questo non lo puoi chiamare miele perché non è fatto con le api, non la puoi chiamare bresaola vegana perché non è fatta col muscolo animale, no? A me sarebbe sufficiente quello, poi è anche semplice, direi, una libera scelta, non ci vedo. Allora, proviamo a vedere le foto, professore, se non ce la facciamo. Prego, allora, questo albero? No, questo è uno dei molti alberi che quando creano danni importanti, fino anche a volte, sempre troppe volte, uccidono qualcuno, chiamiamo alberi killer, e loro semplicemente vengono piantati in luoghi assolutamente inadeguati. Quindi piantiamo alberi piccoli, giovani, perché ci piacciono, perché la prima domanda che ci poniamo è quanto costa? Ecco, se l'albero costa poco lo piantiamo, senza immaginare quanto grande sarà quando sarà maturo, che esigenze può avere di acqua, di sole, di luce, di fertilizzanti. Guardate che le radici, questo era un albero sano. Ecco, quello era un pino, questo è invece credo sia un tiglio che ho fotografato a Bologna, se non ricordo male, e questo è il modo che abbiamo noi di concepire il verde urbano, no? L'albero costretto lì tra il marciapiedi asfaltato, in quest'aiola asfaltata, la strada asfaltata, 2 cassonetti per le immondizie, lo chiamiamo verde ornamentale. Io di ornamentale, se devo essere sincero, ci vedo molto poco, cioè troverei più ornamentale dipingere di quei cassonetti di un colore acceso e bellissimo, fargli un graffito sopra e togliere l'albero, per intenderci. L'albero lì è veramente lì ancora per poco tempo, perché che futuro vuoi che abbia un albero di questo tipo? E questo è proprio il segno tangibile del fatto che a noi degli alberi non interessa nulla. Noi continuiamo a parlare bene di alberi, a dire che gli alberi sono fondamentali, importanti, assorbono la CO2, però quando vedi queste cose... Abbiamo altre foto? Vediamo se abbiamo anche altre foto. Tanto continuiamo a parlare. Quando vedi queste cose hai certezza del fatto che non c'è interesse. Ecco, guardate, questo è chiaro, cioè sono 3 cedri, deodara, sono cedri che hanno esigenze ben diverse in termini di clima, sono piante che vivono in climi assolutamente diversi, e quando raggiungono altezze che per noi sono troppo alte li tagliamo in questo modo, distogliendone completamente senz'altro il valore ornamentale, ma condannandoli a una morte velocissima. Mi dite anche quanto ho che non sento niente, ma perché si fa questo? Eppure gli esperti sono chiari, cioè non è che non si sappia, ma perché tagli così che poi hai dei costi aggiuntivi, poi crescono in maniera sbagliata perché i cominceranno a marcire e cadranno se ci sarà un po' anche di sfortuna dal lato della strada, magari causando anche dei danni importanti, giusto? Perché lo facciamo? Perché noi siamo ancora convinti che l'albero sia una cosa di legno che metto lì e poi per una cura, una manutenzione molto spesso basta chiamare l'amico che a tempo perso ha la motosega, e non ci affidiamo a professionalità che esistono, ma che giustamente, come tutte le professionalità, hanno un costo. Avete capito come funziona? Allora, come ci saluta, Presidente Attore? Prego. Bancolle, scusi. no, niente. Intanto l'invito, ripeto, rinnovo l'invito a domenica mattina a Spresiano. Poi, prima si parlava appunto di miele, che non è miele, o simil miele, sciroppi che arrivano. Guardate,
È come l'olio extravergine di oliva, non è possibile trovare un olio extravergine di oliva a 3 euro al chilo e non è possibile trovare un miele a 3 euro al chilo. Devo chiudere dal Colle purtroppo, ma abbiamo parlato, ok. Guardate, bisogna leggere le etichette. Grazie a Stefano Dal Colle, Presidente Federazione Apicoltori Italiani del Veneto. Ricordiamo il libro Sembrava un paradiso del professor Lucio Montecchio, leggetelo perché si impara veramente qualcosa di interessante e utile per tutti noi. Grazie anche al professor Lucio Montecchio del Centro. Grazie a lei, grazie a voi. Mi concede un secondo? Andate domenica alla mostra di Spresiano, che poi Paolo Fontana, che è bravissimo, è anche un mio carissimo amico. Bene, ci sarà anche il professore. Allora, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Stoccafisso alla Vicentina. I padri pellegrini non capivano nulla di agricoltura e si diedero alla pesca. La cosa funzionò e funzionò bene perché già pochi decenni più tardi le navi degli americani partivano dal New England stipate di baccalà e dirette ai Caraibi, a Capoverde e alle Canarie, con destinazione finale Portogallo. Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di stoccafisso bagnato, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, una cipolla piccola a fettine, uno spicchio di aglio tritato, 2 filetti di acciuga, un ciuffo di prezzemolo tritato, 2 bicchieri di vino bianco, 2 bicchieri di latte, burro, una confezione di polenta precotta, cannella, sale, pepe. Spinate lo stoccafisso e tagliatelo in pezzi piuttosto grandi. Infarinateli e disponeteli in una teglia non unta nella quale possano stare allineati in un solo strato. Condite con poco sale, pepe, cannella in polvere e parmigiano grattugiato. Versate in una casseruola l'olio, le fettine di cipolla e lo spicchio di aglio tritato. Soffriggete. Quando la cipolla sarà leggermente imbiondita, aggiungete le acciughe. Schiacciatele con la forchetta aggiungete il prezzemolo e subito dopo bagnate con il vino bianco. Lasciate ridurre il vino quasi per intero e al suo posto versate il latte. Mescolate e completate la salsa con una noce di burro. Versate la salsa nella teglia sopra lo stoccafisso in modo che ne rimanga ben coperto. Coprite il recipiente con un foglio di carta da forno
e infornate a 150 gradi per 30 minuti. Nel frattempo preparate la polenta seguendo le istruzioni della confezione. Servite con le fette di polenta e buon appetito!